Ardian Ismaili, a sinistra giocherà Giuseppe Pezzella. A centrocampo invece i tre sono Henderson, Grazzi e Angiolin, mentre in attacco i due che supportano Lorenzo Colombo, che è la punta più avanzata, sono Emanuele Giasi, stiamo attenti a questo, e stiamo attenti anche a Sebastiano Esposito, uno della covata Esposito, che sono tre di fratelli che giocano tra B e A. Assolutamente, l'abbiamo imparato anche a conoscere sia Esposito purtroppo da avversario, sia Pezzella, che ricordo ci aveva fatto un grandissimo gol se non sbaglio quando militava nel Parma, quindi giocatori che vanno tenuti assolutamente sott'occhio, come sott'occhio sarà la partita per i nostri tifosi che ci scrivono al nostro WhatsApp 340 51 86 036. Ci hanno già mandato una bella foto alla curva nord, come sempre a farla è stato il nostro amico Francesco, mentre ci ha scritto Forza Cagliari Manuel, che salutiamo, e anche Luigi ci scrive: ciao ragazzi, per me ma sono un principiante, Nicola è già nel pallone col suo 3-5-2. Comunque Forza Cagliari Luigi. Cosa ne pensi di questa formazione del nostro ascoltatore Vitto? Assolutamente no, non sono d'accordo con la valutazione, rispetto chiaramente a quelle di tutti, è giusto che ciascuno abbia il proprio pensiero, ma io al di là di quelli che sono i risultati ho visto la squadra giocare, costruire occasioni, molte più di quelle che abbiamo costruito anche nella stagione passata. I dati statistici parlano chiari, i numeri molte volte non servono a fare classifica, ma servono certamente per capire dove stai andando e cosa stai facendo. E il Cagliari anche contro il Napoli aveva tutti i numeri favorevoli. La differenza poi lo fa la tecnica, cioè tu puoi tirare 3 volte in porta quanto l'altro avversario se ha più tecnica segna e tu non segni. Tu puoi tirare 3 volte in porta verso un portiere che è più forte, il portiere te li para, il nostro magari ne para 2 su 3. Quindi al di là di quelle che sono le differenze tecniche col Napoli non possiamo certo nasconderle, il Cagliari comunque ha giocato con i numeri alla pari o addirittura superiori al Napoli, e credo che oggi, di fronte a una squadra che tecnicamente dovrebbe essere alla pari o forse anche leggermente inferiore, il paragone, soprattutto la mole di gioco, la quantità di quei numeri possa essere determinante per tentare di vincere la partita. È proprio così, è intanto una partita che bisogna vincere, ma che bisogna interpretare nel modo giusto, con la giusta foga e la giusta grinta. La difesa nell'ultima partita è stata un po' la parte traballante, soprattutto con un Yerry Mina che ancora non sembra al massimo della condizione. Dobbiamo recuperarlo in fretta se vogliamo gestire al meglio anche quel reparto con una certa sicurezza, Vitto. Sì, abbiamo anche Palomino. Palomino oggi pensavo potesse addirittura trovare posto, vista la vicinanza della partita scorsa, e che proprio con Mina che poteva cedergli questo posto. Non è escluso che nell'arco della partita ci possa essere anche una staffetta di questo tipo per poter dare il tempo a tutti di arrivare al top della condizione, perché ripeto, nell'ambito di un progetto di squadra comunque devi cercare poi di individualizzare sempre anche i tuoi interventi per poter avere i protagonisti in crescita costante in vista del loro impiego nell'ambito dell'orchestra. E intanto sono andata a controllarmi quella statistica che abbiamo detto e di cui stavamo parlando prima riguardo ai gol attesi anche dal Cagliari visto il gioco. Il Cagliari è 10° in Serie A per gol attesi a partita, avrebbe una media di 1.39 gol a partita come gol attesi dalla statistica, e pensate che ne abbiamo fatto solo uno, quindi diciamo che quel debito di cui parlavamo prima, Vitto, anche quel criticismo che c'è stato nei confronti dei nostri attaccanti è un po' anche limitato al fatto che non ci si sblocchi in questa situazione. Sì, spieghiamo cosa vuol dire gol attesi. Gol attesi nel senso che di gol che hai maturato attraverso il gioco che hai sviluppato, cioè quelli che potevano essere i potenziali gol che potevi realizzare nell'ambito delle diverse partite, cioè non è che sono gol attesi nel senso che ti aspetti molto di più, esatto, cioè sono praticamente quello che dovrebbe essere il prodotto di tutto quello che tu hai messo in campo. Ecco, il gol che il Cagliari potenzialmente poteva mettere in campo lo avrebbe portato al 10° posto in classifica, in questa speciale classifica. Ciò significa che ha prodotto tante di quelle azioni per poter realizzare di più e non lo ha fatto. Abbiamo detto anche un po' perché deve probabilmente migliorare le proprie qualità sotto porta, e ci basta ricordare qualche partita per capire che molte volte invece di cercare la fotografia devi cercare di picchiare il pallone, metterlo dentro e scutulare Sarrete, si diceva Sarrezza una volta si diceva, e molte volte invece il tiro a giro, il tentativo molte volte ti concede alla stampa ma non ti concede al gol, quindi un po' di cattiveria in più non guasta con l'idea che la cosa più bella non è
la posizione che assumi quando calci il pallone, ma il pallone che entra dentro la porta. E quello è il risultato che devono ottenere, che deve essere poi l'obiettivo reale. Ci scrive al 340-5186-036 Andrea, riassume un po' anche l'incertezza di questa partita. Ciao ragazzi e forza Casteddu, 3 risultati possibili ma un solo tifo, dai che la vinciamo. Effettivamente è così, perché questa partita si presenta come un match equilibrato. Sicuramente per i risultati l'Empoli è nettamente più avanti a livello di classifica rispetto al Cagliari, ma stiamo ancora parlando dei primi episodi e quindi vedremo un po'. Oggi la prima da titolare per Zortea, che è uno di quei giocatori che a me è piaciuto molto come acquisto durante il mercato estivo, e oggi può esprimersi al meglio dando supporto a tutta la manovra. Ti dirò di più, secondo me anche migliorando un po' la qualità dei cross, perché Azzi è un gran corridore, ti crea il sovrannumero, però è anche uno che sperpera tanto, che alla fine non trova immediatamente la soluzione giusta quando poi si ritrova nella condizione di poter servire l'assist. Ecco, Zortea è più uomo di fascia e da questo punto di vista può essere molto più utile sia a piccoli sia allo stesso Luvumbo, ma non solo, anche agli inserimenti di De Iola, ad esempio, per i colpi di testa, o a quelli di Macumbu per poter andare al tiro. A mio giudizio potrebbe essere una mossa questa che oggi ti può dare una soluzione di qualità maggiore in fase di rifinitura. Eh sì, l'Empoli, tanto che abbiamo detto che si presenta oggi a Cagliari, è un Empoli sicuramente di valore, composto da giocatori umili ma che sta riuscendo attraverso il gioco ad ottenere i propri risultati. Qual è il singolo, Vito, che ti dà un po' più di preoccupazione nella formazione dei toscani? A me preoccupa sempre molto Gyasi. Gyasi è un giocatore che sa inventare, che sa inventarsi delle situazioni, è un giocatore molto fantasioso e imprevedibile, e lui credo che rappresenti un po' il giocatore forse più temibile. Ma poi nell'ambito della squadra dell'Empoli io apprezzavo, e secondo me non ha reso per quello che poteva, e ho sempre apprezzato, soprattutto prima dell'infortunio, Grazzi, che mi pare stia ritornando a grandi livelli e che è un centrocampista di assoluta qualità. Assolutamente, Alberto Grassi, grande valore. Noi ci fermiamo un attimo per dar spazio alla pubblicità, ma torniamo subito per continuare a introdurvi questo match tra Cagliari e Empoli. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Cifadda scende in campo. Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage. Tutti i reparti schierati per una partita vincente. Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. CalabreseDentalClinic.it. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico, e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce
come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole, qui su Radio Super Sound, a Suon di Gol, pronti per immergerci nella parità del Cagliari che tra pochi minuti scenderà in campo contro l'Empoli in questo match valido per la quinta giornata, il quarto casalingo per il Cagliari. Sentiamo in sottofondo leggero il nostro Vittorio Sanna che è allo stadio con l'Unipol Domus che si prepara e si scalda ad accogliere i propri idoli. Com'è la situazione allo stadio, Vitto? Tutto tranquillo, stasera è un pomeriggio tranquillo, non come quello della volta scorsa, con il terreno leggermente, si vede che è leggermente appesantito, certamente la pioggia ha inciso, ma che è stato comunque innaffiato, quindi a dispetto un po' di quello che lamentava anche il Napoli, dice di aver trovato un terreno troppo duro dove la palla non camminava, quest'oggi il terreno mi pare in perfette condizioni per giocare al calcio, con le tracce che sono rimaste dai tacchetti dei giocatori che sono scaldati poco fa, quindi credo che la temperatura è ideale, c'è un leggero venticello che aiuta anche a stemperare quello che può essere il caldo, terreno in quasi perfette condizioni, le condizioni ideali per poter andare a inseguire questo successo. Ora serve una grande partita fatta dalle due squadre, ci auguriamo che effettivamente sia così. Ti aspetti un inizio un po' più attendista da parte di entrambe nel cercare di trovare le proprie soluzioni, o vedi da subito sfida aperta? Guarda, uno dei segreti del nuovo calcio è quello di arrivare all'inizio della partita con il ritmo già giusto. Inizia con un passo più lento, rischia anche di prendere il gol, quindi il riscaldamento è già un pre-partita che ti serve ad arrivare al top della velocità, della condizione nel momento in cui inizia la partita. Molte volte abbiamo pagato negli anni scorsi proprio, secondo me, anche delle carenze da questo punto di vista. Ormai tutto è preparato perché dal primo minuto tu sia in grado immediatamente di sviluppare il gioco. E vedremo se oggi si partirà subito col piede sull'acceleratore per quanto riguarda questo match, ma prima abbiamo parlato, Vitto, del giocatore più pericoloso che ti aspetti dall'Empoli. Ora invece ti chiedo qual è secondo te, viste le condizioni, visto l'avversario, chi è il protagonista rossoblu che pensi oggi possa fare meglio? Ma io penso ai due attaccanti che sono qui un po' sul banco degli imputati, che sono chiamati a realizzare, e secondo me oggi potrebbero essere loro i veri protagonisti, perché sia Luvumbo sia Piccoli oggi, ripeto, non hanno gli stessi avversari che hanno avuto nelle prime partite, a parte la situazione in Lecce che hai attaccato poi con una difesa molto chiusa, però diciamo che con la Roma non era una difesa facile, con il Napoli non era una difesa facile, quindi secondo me oggi ci sono le condizioni per poter riuscire anche a vederli in gol, così come è capitato che abbia fatto Piccoli nella partita in cui, unica partita, il Cagliari è andato a segno. Eh sì, vedremo un po' come andrà questo match, come verrà approcciata la gara e se finalmente si sbloccherà la situazione in avanti. Manca sempre meno all'inizio di questa partita. Un commento in generale, Vito, su come sta andando il campionato, questa Serie A in queste prime partite, e la rivolta un po' delle piccole quest'anno, perché ogni risultato ormai non è per nulla scontato. Anche le grandi come Inter e Milan e Juventus vanno a scontrarsi facilmente in campi difficili. Bisogna giocarsi le proprie carte oggi, quest'anno più che mai credere nelle proprie potenzialità. Guarda, secondo me anche la disattenzione delle grandi, perché di straforo sono riusciti a organizzare il campionato di Eurolega. Vedrai che incrementeranno sempre più le partite e il campionato delle squadre più grandi secondo me è diventato il campionato della Champions League, e se vuoi abbiamo visto anche partite con atteggiamento da campionato, perché nella Champions League hai visto delle gare in cui si è giocato per lo 0-0 per badare alla classifica, cosa che non capitava prima perché dovevi giocare per vincere e qualificarsi nel girone. Quindi c'è stato questo colpo di mano, si dice che siano gli italiani a trovare l'inganno una volta fatta la legge, in questo caso anche a livello europeo hanno imparato e si sono fatti un po' il campionato di Eurolega con la modifica alla Champions League. Abbiamo intravisto che forse non ti piace tantissimo questa nuova formula della Champions. No, assolutamente, perché ripeto, è il tentativo di entrare, sai, quando entri in punta di piedi, prima ne fai fare 8, l'anno prossimo ne fai fare 10 e alla fine fai il campionato di Eurolega. E tra l'altro con anche una situazione dei giocatori che non è idilliaca, perché ci sono alcuni esponenti che stanno iniziando
iniziando a tirar fuori la possibilità anche di fare uno sciopero. Sì, ma ripeto, lasciamo lo sciopero ad altri settori, perché mi viene anche da sorridere. Sì, lavorano tutti i giorni, in fin dei conti non sono tanto d'accordo sullo sciopero, parliamoci chiaramente. Se penso a chi lavora le 8 ore sotto il sole per asfaltare le strade, mi viene da pensare altro. Vero, assolutamente. Noi siamo pronti invece per immergerci in questo Cagliari-Empoli con l'augurio, l'aspettativa che sia una bella partita e soprattutto che arrivino dei punti importanti per quanto riguarda il rossoblu. Salutiamo Vittorio Ossanna, che ritroveremo tra pochissimo per la cronaca live. A tra poco. E allora noi non perdiamo altro tempo, ci prepariamo come sempre al meglio all'inizio della partita, e il modo migliore me l'avete imparato con il nostro inno. Salza il vento sulla terra, soffia fitta rosso e blu, di corazze di quattro mari, con sguardo fiero e forza antica. Cagliari, la nostra patria, Cagliari sei il rombo e fana, e la mia squadra franco in più e lotterà. Castello canterà. Magico come sempre l'inno al Cagliari che trasmettiamo prima di ogni inizio di partita, al termine del match. È davvero il modo migliore per entrare nel clima di quella che sarà una vera e propria battaglia che si giocherà oggi all'Unipol Domus, quella tra Cagliari ed Empoli, con delle situazioni in classifica differenti ma con due formazioni che sulla carta dovrebbero darsi una bella battaglia e con un livello abbastanza simile. Intanto come sempre vi ricordo di iscrivere al nostro WhatsApp al 340 5186 036 per dirci le vostre opinioni, tutto quello che riguarda la partita del Cagliari. Ci scrive Riccardo: formazione molto interessante, forza Cagliari, speriamo di sentire Vittorio gridare al gol. Sarebbe davvero bellissimo poter sentire il gol del nostro Vittorio Ossanna, e se dovesse arrivare oggi speriamo di beccarlo in diretta con i nostri 3 minuti di cronaca che tra pochissimo andranno in onda. Intanto le squadre qualche minuto or sono si sono raccolte al centro del campo per celebrare il minuto di silenzio in onore di Totò Schillaci, venuto a mancare durante il corso di questa settimana, e quindi momento davvero importante in quel dell'Unipol Domus. Andiamo a ripetere le formazioni ufficiali delle due squadre, appunto. Come avevamo già detto in precedenza, Cagliari con il 3-5-2, ormai il marchio di fabbrica di Nicola. Pochi sono i cambiamenti: tra i pali Scuffè, la difesa a 3 con Zappa, Mina e Luperto, centrocampo a 5, la novità è Zortea al posto di Azzi, Deiola, Marin e Macumbush preferito a Gaetano, vista anche l'assenza di Prati, unico indisponibile per infortuni. A sinistra a Giraugello, le due punte saranno ancora una volta Luvumbo e Piccoli, coppia d'attacco che fino a questo momento ha portato appena un gol in 4 appuntamenti, ma che ha creato parecchio, e vedremo se riuscirà oggi a riprendersi qualcosa rispetto a quello che ha seminato nelle passate occasioni. Ricordiamo la traversa di Luvumbo, ma anche i due legni presi già in questo campionato da Marin. Ci sono parecchi presupposti per sperare che i rossoblù vadano in gol. Vediamo invece cosa ha scelto D'Aversa per andare a impensierire la formazione messa in campo il grande ex di questa partita, ovvero Davide Nicola. L'Empoli col 3-4-2-1, Vasquez è il portiere, Golicizza, Ismaili, Viti e Ghiasi Golicizza, Ismaili e Viti sono i difensori, Ghiasi sulla linea centrocampistiche agirà anche a supporto degli attaccanti con Anderson, Grassi e Pezzella, Angiorin e Esposito in tre quarti con Colombo
avanzato, quindi Empoli che possiede nel suo scacchiere parecchie soluzioni, soprattutto dal punto di vista offensivo. Se pensiamo che dal centrocampo in su comunque ci sono tanti esponenti che possono mettere in difficoltà la difesa del Cagliari, dovranno essere molto bravi i nostri giocatori della retroguardia a non farsi fregare dalle intenzioni avversarie. Partita che è subito iniziata da qualche minuto con grande intensità. Le due squadre non se le mandano a dire, cercano di coprire al meglio gli spazi e di attaccare nella maniera più efficace possibile, anche con un buon giro palla e utilizzo delle ali. Vedremo un po' come si evolverà in tutto questo match. Siamo un po' anche curiosi di vedere come Zortea potrà approcciare la partita dal primo minuto. La prima volta che il giocatore arrivato in estate parte titolare nello scacchiere di Nicola, e quindi abbiamo abbastanza aspettative per vedere la partita di Nadir Zortea. Vedremo come andrà, e anzi passiamo subito all'Unipol Domus e andiamo a farcelo raccontare direttamente dalla voce di Vittorio Sanna. 2 minuti e 48 retropassaggio da parte di Mina per il rilancio di Scuffetta al di là della linea del campo. Il colpo di testa di Piccoli, la palla rimane sul posto, viene ribattuta, giocata a centrocampo da Marin, recuperata da Grazzi. Il passaggio in profondità di Grazzi nel settore di sinistra dove si propone Pezzella nel duello con l'avversario. C'è il fuorigioco, in questo caso di Angiorin. In partenza prosegue l'azione, l'arbitro non fischia e lascia il normale vantaggio quando il Cagliari poi recupera il pallone. Luvumbo tenta di andare via, viene chiuso ottimamente in questo caso dall'intervento su di lui da parte di Viti, pallone che viene recuperato dall'Empoli, che può impostare stavolta con Goiglicis, che è tornato all'indietro nella zona in cui agisce Ismaili che va verso sinistra ancora con il fraseggio dell'Empoli che tiene il possesso di palla. Attenzione a Angiorini che poi pone ancora sui piedi di un compagno, pallone producanto per Gyasi, palla in avanti con Mina che esce, lo colpisce il pallone, lo recupera Augello per tenerlo in gioco, molto bravo Augello ripiegando, che poi va a cercare direttamente Scuffette. 3 minuti e 58, Scuffette col pallone tra i piedi, lo affida a Mina, eccolo Mina in possesso di palla, dà in verticale per Marin appoggia per Luperto, lenta in questo caso la trama del Cagliari in fase di partenza, ancora Mina in possesso di palla, va verso destra a cercare Zappa, il controllo di Zappa che alza la testa, va su Zortea appoggia su Marin che può andare a verticalizzare, sbaglia la verticalizzazione, il pallone è ribattuto, attenzione Empoli che si distende con l'affondo a sinistra, cerca di andare al cross, palla bassa con la chiusura dello stesso Marin che va a rifugiare in calcio d'angolo. È il primo pericolo portato dall'Empoli, che una volta recuperato il pallone all'altezza da 3/4 si è disteso veramente molto bene e alla fine è finito in calcio d'angolo il pallone sulla chiusura, sul cross proposto da sinistra. È Pezzella che va a battere il calcio d'angolo quando siamo al 5° minuto del primo tempo, dalla destra di Scuffette, tanti piazzati dentro l'area con 2 soli uomini all'esterno dell'area da parte dell'Empoli. Tutto il Cagliari ha ripiegato, compreso Luvumbo che è dentro l'area vicino al lato corto. Ecco la rincorsa da parte di Pezzella, tutto pronto, parte il suo cross, pallone verso il secondo palo, sono in 2 quelli del Cagliari, è De Iola che prolunga, pallone verso Macumbu che ribatte ancora, mandando nuovamente in fallo laterale, e quindi altra rimessa in favore della compagine ospite. Se ne occupa in questo caso e viene a effettuare Gyasi, eccolo qua il numero 11 pronto a servire i suoi. Si muovono in avanti Colombo, c'è anche in movimento l'altro compagno, la palla è colpita per la precisione da Esposito, palla nella zona in cui c'è ancora il tentativo da parte di Angiorin, chiusura da parte del Cagliari, ultimo tocco della squadra che attacca e rimessa al fondo per la squadra cagliaritana. 5 minuti 48 secondi, esattamente 3 i minuti di racconto, e la linea che torna allo studio. Primi pericoli per i rossoblù, arginati dalla buona difesa sui 2 calci d'angolo che si sono susseguiti. Un Cagliari che è dovuto correre ripari, ma che è stato bravo e diligente nel rimediare i propri errori, almeno in questa prima parte di partita. Dobbiamo dire
ottima la velocità con cui si è esteso l'Empoli una volta recuperata palla sull'azione raccontata da Vittorio con il passaggio di Marin. Sono stati davvero rapidi con una grande intesa, perché si sono trovati andando a servire di prima per 3 passaggi consecutivi e liberando il proprio uomo in area di rigore pronto al cross. Fortunatamente Marin è stato attento e ha messo in calcio d'angolo. Oggi non ci sono partite in contemporanea, forse ce ne sarà qualcuna più tardi che riusciremo a commentare almeno parzialmente, quella di Eredivisie, ma intanto si è già giocato un match che ci riguarda abbastanza da vicino, perché è iniziata la nuova giornata di Primavera 1. Si è giocato il match tra Cesena e Sampdoria alle 16:30, vittoria esterna della Sampdoria contro i bianconeri, 1-2 risultato finale, il vantaggio di Ofoma al 27esimo del primo tempo per gli ospiti, pareggio del Cesena con Perini al 46esimo, il gol del definitivo 2-1 arrivata al 72esimo grazie alla rete di Patrignani. Questo il resoconto per quanto riguarda la sfida di Primavera 1 che è andata in scena oggi, con la Sampdoria che grazie a questa vittoria balza al 12° posto, prima vittoria del suo campionato dopo 2 pareggi e 2 sconfitte, mentre Cesena che rimane a 3 punti, a pari punti proprio con il Cagliari, e Cagliari che quindi è chiamato a fare risultato nella sfida che lo attende questa domenica contro il Torino. Questa è un po' la situazione per quanto riguarda il campionato di Primavera 1, che si sta svolgendo alla stessa velocità di quello di Serie A, quindi siamo alla 5ª giornata anche tra i più piccoli, e Cagliari che in questo momento si trova a 3 punti in 4 partite, 1 vittoria, quella casalinga contro il Monza, e 3 sconfitte, quindi giovani di Pisacane che devono riprendere un po' la rotta e tornare a macinare dei risultati più positivi di quelli raggiunti fino a questo momento. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio alla pubblicità e poi torniamo a commentare Cagliari-Empoli. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brutto metodo classico, e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Nuovamente in diretta, suon di gol per seguire il match tra Cagliari e Empoli che è iniziato qualche minuto or sono. Una squadra rossoblù che ha subito leggermente l'iniziativa dell'Empoli nella prima parte con due calci d'angolo per la squadra toscana, e invece squadra di casa che sta provando a farsi vedere maggiormente in fase offensiva negli ultimi minuti. Qualche minuto or sono un bel fraseggio tra Augello e Luvumbo che si trovano abbastanza bene. Il pallone poi è finito a Makumbu, che è stato molto bravo a evitare il primo contrasto, ma che poi si è portato la palla troppo avanti e lontano dal suo controllo, facendo sì che la squadra avversaria potesse recuperare di nuovamente la sfera. E Cagliari, che nella settimana scorsa soprattutto i tifosi si sono lamentati parecchio dell'arbitraggio, fino a questo momento non è ancora stato fischiato un fallo a Luvumbo. Già 2 volte però il giocatore angolano si è arrabbiato perché gli è stato fischiato fallo contro per un po' troppa irruenza, e vedremo come andrà la partita di oggi. C'è di sicuro che l'arbitro del match è il signor Sozza, Simone Sozza, della sezione di Seregno, con 46 partite in Serie A alle spalle, in cui ha maturato una media di 4,33 cartellini gialli a partita, con 2 doppi gialli, 5 rossi e 17 rigori assegnati, circa lo 0,37 per match. La sua media in tutte le competizioni invece di 3,86 gialli e 0,38 rigori, addirittura maggiore rispetto a quella della Serie A. Ha diretto il Cagliari in 4 occasioni, in cui è arrivata una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte. In questa quando è arrivata la vittoria, in 3 occasioni una sfida contro una grande. L'unica vittoria arrivata in Serie B era contro il Benevento nel 2023. Questo quindi un po' il resoconto delle precedenti esperienze di Sozza alla direzione degli isolani. Ha diretto invece l'Empoli in 5 occasioni, in cui sono arrivati 2 pareggi e 3 sconfitte, quindi mai vittoriosi blu sotto la direzione dell'arbitro di Seregno. Entrambe le squadre hanno perso gli ultimi 2 incontri sotto la sua direzione. A supporto del fischietto appunto avremo gli assistenti giallatini e Colarossi, quarto ufficiale Rutella, mentre al VAR ci sarà Fabbri coadiuvato da Mazzoleni. Questo il resoconto per quanto riguarda la squadra arbitrale che oggi dirigerà il match tra Cagliari e Empoli. Intanto è arrivato anche la prima ammonizione della partita in casa Empoli per Lorenzo Colombo, che è stato redarguito con il cartellino giallo qualche minuto fa per un intervento su Luperto in ritardo. L'arbitro non l'ha graziato e ha dato sì quindi alla prima ammonizione della gara per la squadra ospite. Ha ammonito la punta, che quindi potrà anche svolgere minor ruolo di pressione, o almeno dovrà stare molto più attento quando andrà a eseguire i contrasti per rubare palla in zona offensiva. Si sta muovendo molto sia la parte del centrocampo che l'attacco verso dietro. Stanno cercando di essere il più vicino possibili i due reparti del Cagliari, con Piccoli che spesso recupera anche dei buoni palloni a centrocampo e va a fare la guerra per riprendere il possesso, e invece centrocampisti come De Iola, Makumbu e Marin che stanno pressando i portatori di palla avversario. C'è un bel atteggiamento in questi primi minuti da parte del Cagliari nell'affrontare questo match contro l'Empoli, in una partita che, come abbiamo già detto, ci aspettiamo possa riservare effettivamente gran divertimento che sicuramente non verrà negato in questo weekend di Serie A, un weekend che sarà carico di 2 grandissimi big match, tra cui il derby di Milano e il derby tra Juventus e Napoli, perché ormai è diventato un derby anche quello, per quanto è accesa la rivalità tra le due squadre e quanto lo è stata soprattutto negli anni precedenti. Tutto questo però non subito, perché dopo il Cagliari ci sarà il secondo match del venerdì, quello tra Verona e Torino, una sfida tra 2 formazioni che hanno fatto abbastanza bene in questa prima parte di stagione. Verona maggiormente altalenante, mentre Torino che è ancora imbattuto in questo avvio di campionato e si trova in questo momento al 5° posto con 8 punti. Verona che invece è sceso dopo l'ultima giornata in cui non è riuscito a centrare la vittoria, andando a perdere contro la Lazio per 2-1, sceso in classifica
all'8° posto con 6 lunghezze conquistate fino a questo momento, quindi vedremo un po' quale sarà l'avventura di queste due compagini. Torino che invece riduce dal pareggio a reti inviolate 0-0 in casa contro il Lecce, e questo era il modo in cui si è arrivati al match di stanotte, che vedremo se sarà divertente e incerto come ci aspettiamo viste le qualità delle due formazioni. Qualche minuto fa grande occasione per l'Empoli, in quel di Cagliari, punizione sfruttata bene da Grassi, che ha servito il numero 99, se non vado errato, Fazzini, in area, scivolata a cercare un compagno al centro per Fazzini, con Mina che ha respinto il pallone sul braccio di De Jola, che però era abbastanza attaccata al corpo, e quindi probabilmente non ci dovrebbe essere un richiamo al VAR per quanto riguarda il tocco di De Jola, braccio che era completamente appiccicato, e palla che è arrivata da 1 metro, sparata a tutta velocità dall'intervento di Yerry Mina, che aveva la sola intenzione di andare a bloccare l'azione. Infatti successivamente l'arbitro ha confermato che non ci sarebbe stato rigore per l'intervento per il tocco con il braccio da parte di De Jola. Cagliari che quindi ha avuto un po' paura con questa situazione dubbia, è andata a tentare di attaccare subito dopo con una bella discesa sulla fascia destra da parte di Zortea, il cross al centro per Piccoli non era per niente male, ma è bravo l'avversario, il numero 2 della squadra empolese, ovvero Golicizze, a anticiparlo e mettere la palla in calcio d'angolo. Questo qualche minuto or sono il tentativo per quanto riguarda la squadra cagliaritana, con il suo bomber Piccolo, autore fino a questo momento dell'unica rete realizzata dalla compagine di Nicola, e vedremo se oggi potrà ripetersi, anzi è quello che ci auguriamo per il giovane attaccante arrivato in estate dall'Atalanta. Noi siamo pronti per ritrasferirci nuovamente all'Unipol Domus e andiamo a farlo come sempre con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 17 minuti e 56 secondi, per 2 volte il Cagliari si è avvicinato alla linea di porta, ma per 2 volte ha trovato il giocatore dell'Empoli capace di allontanare il pallone. Adesso Empoli che si distende portando avanti la palla, allarga a destra, ma Gyasi era già andato avanti, il pallone si perde in fallo laterale. La rimessa in gioco sarà per il Cagliari, abbiamo detto delle 2 occasioni, bello, molto bello il cross di Zortea, ne abbiamo parlato prima della partita, teso che è stato intercettato però in questo caso da Crucigiz, che ha mandato in calcio d'angolo, e poi sull'angolo il colpo di testa tentato da Luperto, deviato da un giocatore, e poi successivamente il salvataggio sulla linea di Esposito che ha allontanato definitivamente il pallone. Il Cagliari adesso subisce un ennesimo calcio di punizione. Nel precedente lo schema dell'Empoli aveva messo in difficoltà la squadra rossoblù, e si preparano i giocatori di D'Aversa per tentare di sfruttare quest'altra palla 5-6 metri dentro il campo all'altezza della 3/4. Lo sposta ancora in questo caso Henderson, lo sposta però anche Luvumbo che glielo manda dietro, e l'arbitro indica qual è il punto esatto da cui battere il calcio di punizione. 19 minuti trascorsi, è iniziato il 20°, sulla palla c'è Pezzella, insieme a lui, come avevo detto, Henderson, ripiega Gyasi a fare l'ultimo difensore, il più veloce probabilmente, mentre si prepara in questo caso l'Empoli a sfruttare questo calcio piazzato. Parte il cross di Henderson, esce Scuffette con il pugno, riesce ad allontanare ma con parecchio pericolo, perché la palla non l'ha mica colpita quando era alta, l'ha colpita quando ormai si era abbassata, con non pochi rischi in questa situazione. Comunque è riuscito con il pugno ad allontanare in fallo laterale per la rimessa in gioco che sarà ancora per l'Empoli, e siamo al 20° minuto con il palla che viene ceduta a Pezzella. Non ha fretta l'Empoli, che chiaramente ci tiene anche a continuare la sua serie positiva, 2 risultati su 3 per la squadra di D'Aversa in questo match. La rimessa con le mani ancora da parte di Pezzella, che non è stata eseguita, avviene adesso all'indietro, il tocco di prima, il fraseggio con Grassi che tenta il cross, ancora una carambola e ancora calcio d'angolo per l'Empoli. Il Cagliari che non riesce ad uscire, non si distende bene, è apparso poco rapido nei tentativi di distensione e soprattutto molto aggressivo l'Empoli, che ha chiuso qualsiasi spazio e ha ridotto notevolmente la possibilità dei rossoblù di poter andare. È una di quelle partite dove devi giocarla oltre che di fisico anche di tecnica, e forse qui stiamo peccando qualcosa a centrocampo. C'è il calcio d'angolo dalla destra di Scuffette, sta per partire dalla destra del portiere del Cagliari, parte in questo momento, palla sul primo palo, ribatte Marin, va a vuoto Macumbu, la palla è calciata avanti a Luvumbo, regalata
alla metacampo dell'Empoli, cioè sul Buglio, con Piccoli che va in pressing sul portiere Vasquez, che va su un rasoterra, Macumbu non aggancia, il pallone è recuperato da Macumbu ma con fallo, e quindi ci sarà calcio di punizione per l'Empoli. Minuti che trascorrono, siamo giunti al 21esimo minuto, con l'arbitro che tiene il pallone tra le mani perché ha fischiato probabilmente qualcosa che non c'era, lo cede all'Empoli e la linea va allo studio. Sì, riprendiamo la linea, partita entra sempre di più nel vivo con un Empoli che stiamo vedendo essere squadra difficile da affrontare, vedremo un po' come si comporterà. Intanto arbitro che aveva rimesso il pallone in gioco perché era stato colpito dall'impostazione del difensore della squadra toscana, oggi ospite all'Unipol Domus. È una partita quindi bella combattuta in cui come ha detto bene Vittoria, a centrocampo c'è un po' di vantaggio, almeno per i punti visti fino a questo momento, da parte dell'Empoli, con un'ottima tecnica in fase di distensione e anche una velocità nel trovare i propri compagni che gli consentono di essere maggiormente efficace, di portare poi maggiori situazioni pericolose nei pressi dell'area difesa da Scuffè. Questo è un po' il canovaccio del primo tempo. Il Cagliari ci ha provato in due occasioni, soprattutto quella di Luperto, ha dato un po' la sensazione del gol perché la palla è rimasta lì a viaggiare in area ma senza avere una traiettoria precisa. Tutti si aspettavano che terminasse dentro la porta, invece c'è stato il difensore dell'Empoli che è stato bravo in quella circostanza a mandare il pallone in calcio d'angolo. Questo è un po' questi primi 20 minuti di partita tra Cagliari e Empoli, ma vediamo i precedenti storici tra le due formazioni che si sono affrontate 31 volte solamente. Pensavo effettivamente di più, dove sono arrivate 10 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte. Naturalmente stiamo parlando per quanto riguarda il Cagliari. In casa il bilancio è decisamente più positivo, con una differenza che andremo a scoprire tra pochissimo. L'ultima vittoria rossoblù contro i toscani risale alla trasferta della scorsa stagione, con lo 0-1 maturato grazie alla rete di Jankto, che assicura una fetta di salvezza ai sardi. Se ci ricordiamo bene, quel successo in quel di Empoli per 1-0 fu la prima e unica, la prima vittoria in trasferta del campionato, non l'unica, perché poi si vinse anche a Sassuolo per assicurarci totalmente la permanenza nella massima serie. Quindi Cagliari che ha nell'Empoli una delle due vittorie in trasferta della scorsa stagione. Speriamo che oggi invece possa trasformarsi nella prima vittoria in generale di questo campionato nel match stavolta casalingo, un match casalingo che non porta tanta fortuna al Cagliari, perché come abbiamo detto l'ultima vittoria è stata in trasferta, mentre per andare a trovare l'ultimo successo arrivato sull'isola dobbiamo risalire al maggio del 2017, 3-2 il risultato positivo a favore del Cagliari grazie alla rete di Sau e la doppietta di Farias. Zaic e Maccarone provarono a riaprirla nel finale ma senza successo, quindi addirittura 7 anni sono passati dall'ultima volta in cui il Cagliari ha battuto l'Empoli tra le mura amiche, e sappiamo quanto sarebbe fondamentale andare a zittire queste statistiche, queste tradizioni. Bisogna riprendersi anche un po' e rifar tornare la statistica, perché sennò poi è troppo noioso, chiamiamola così, chiamiamola noia quella speranza che abbiamo oggi che il Cagliari si porti a casa i 3 punti. Vi ricordo di scrivere alla 340 5186 036 se volete interagire in diretta, darci i vostri commenti riguardanti il match, come il Cagliari sta interpretando la partita, come valutate fino a questo momento la prova dei rossoblù, e noi naturalmente ne discuteremo, oltre poi a riportarlo anche successivamente con il nostro Vittorio Sanna, quando andremo a analizzare soprattutto il primo tempo del match tra queste due compagini che sempre di più cercano di andare a offendersi a vicenda, a cercare il colpo del vantaggio, e dobbiamo dire che fino a questo momento è stato l'Empoli più vicino al raggiungimento dell'obiettivo. In casa il risultato è differente per quanto riguarda i precedenti. Abbiamo recuperato la info: 15 partite giocate, 7 vittorie
vittorie rossoblù, 5 pareggi e 3 sconfitte. Questo il bilancio per quanto riguarda i totali dei match giocati in Sardegna, e conseguentemente a ciò vuol dire che le ultime 3 sconfitte sono arrivate nel recente passato. Bisogna invertire al meglio la propria direzione, soprattutto quando si parla di queste partite così importanti anche per l'interprete in campo, perché ci sono alcuni ex nella partita. Il principale naturalmente è Davide Nicola, che nella scorsa stagione ha portato l'Empoli alla salvezza con la vittoria all'ultima giornata per 2-1 sulla Roma, ma nel Cagliari sono presenti anche Piccoli, Marin e Luperto che era addirittura capitano degli azzurri toscani. Marin invece ha fatto 2 anni di prestito e Piccoli è stato in quel di Empoli all'inizio della sua carriera uno dei primi prestiti per quanto riguarda il giocatore che fino a quest'estate era proprietà dell'Atalanta. Nell'Empoli appena un ex Cagliari solamente, perché tra l'altro Walukiewicz è andato via nell'ultimo giorno di mercato a direzione Torino, e conseguentemente a ciò solamente Grassi fa parte degli ex interpreti della squadra avversaria per quanto riguarda gli ospiti oggi all'Unipol Domus. Un po' di nervosismo senza grosse motivazioni ci si becca per quanto riguarda la fascia destra del Cagliari, con Pezzella che è andato a fare sportellate con Zortea e poi è andato a spingerlo a terra, arbitro che l'ha richiamato subito fischiando il fallo, ma che non ha provveduto al cartellino giallo. Atteggiamento come sempre molto caldo da parte di Giuseppe Pezzella, che è un giocatore che nel corso degli anni in più di un'occasione ha fatto notare il suo temperamento esagerato. Stiamo cercando tutti i termini migliori per poter definire la grinta e anche un po' la voglia di far guerra di Giuseppe Pezzella oggi contro i rossoblù che intanto hanno appena un solo infortunato. Si tratta di Prati, come abbiamo detto a inizio partita. Prati che oggi sta venendo sostituito da Makumbu, che fino a questo momento non ha svolto un grandissimo match, non si è fatto notare più di tanto, ma quando ha avuto il possesso del pallone non ha esaltato con le sue giocate. Vedremo se potrà crescere con il passare dei minuti la sua prestazione, ce l'auguriamo assolutamente. Empoli che invece arriva alla trasferta di Cagliari con una infermeria abbastanza piena, perché sono addirittura 5 i nomi ai box. Si tratta di Perisan, Ebuei, Fazzini, Zurkowski e Sazonov che tra l'altro è arrivato proprio dal Torino nello scambio con Walukiewicz, di cui vi parlavamo in precedenza, operazione che vi avevamo anche già raccontato, perché il Cagliari ha guadagnato poi effettivamente dall'approdo di Walukiewicz in quel di Torino, visto che aveva una percentuale sulla futura rivendita del giocatore polacco, che ha fatto a Cagliari anche parecchi anni. Noi ci fermiamo un attimo, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo per continuare a commentare questo primo tempo tra Cagliari e Empoli. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, faina de Sardigna. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage, tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante Brut metodo classico e Terre Brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Ali,
Vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi. Training sponsor Cagliari Calcio. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Eccoci agli studi della Corte del Sole. Cagliari e Empoli continuano a dividersi la posta, risultato ancora bloccato sullo 0-0. Qualche minuto fa ci ha provato il Cagliari con un'iniziativa rapida sulla fascia sinistra, ma non c'è stata abbastanza precisione per riuscire a creare una situazione realmente pericolosa. Da ammirare però ancora una volta la duttilità di Luperto, che si è fatto trovare alto sulla fascia sinistra, controllando un buon pallone sul limite del fallo laterale, poi cercando addirittura un dribbling, giocatore che può offrire opzioni differenti. Il difensore è arrivato dall'Empoli appunto nel corso del mercato estivo, uno degli più affidabili di Nicola, che se l'è portato appunto dalla sua vecchia squadra da cui è partito in quest'estate. Ancora nessuna grandissima occasione, diciamo così, per entrambe le formazioni, nessuna occasione nitidissima, ma ci sono stati qualche attacco pericoloso da una parte e dall'altra, senza poi arrivare però a un tiro nei pressi dello Specchio, e vedremo se questo primo tempo continuerà così o ci sarà una fiammata improvvisa per quel che riguarda il match che stiamo andando a analizzare, match che andiamo a vivere direttamente dallo stadio. Andiamo a farlo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. E purtroppo l'Empoli ha segnato e stiamo aspettando la conferma eventuale del fuorigioco di Colombo, in dubbio, perché c'era Makumbu che non ha ancora capito che non si sta facendo danza classica ma si sta giocando al calcio, e anche in questa uscita è stato un po' più lento. Vediamo un po' se è fuori gioco o meno. L'arbitro mi pare che stia aspettando ancora il referto e ho dei dubbi. Mi era apparso a velocità normale che Colombo fosse partito in fuorigioco, e invece il gol è regolare. Il gol è regolare, il Cagliari è sotto. Gol di Colombo, è uscita che non c'è stata di Makumbu, che l'ha tenuto in gioco, ripeto, perché probabilmente non ha ancora capito che non si sta giocando, non sta facendo una coreografia di danza classica, ma si sta giocando a calcio, e questo non hanno capito i giocatori del Cagliari, che continuano a guardarsi allo specchio, quando l'Empoli invece sta giocando con grande anche influenza fisica, se volete, la cosa che sta mancando del tutto nella squadra rossoblu. Speriamo che adesso possa capirsi che bisogna metterci anche un po' di fisico se si vuole giocare al calcio, e non solamente a pensare alle belle linee, al bel corredo e a stare sulle punte. Sta di fatto che il Cagliari è sotto per 1-0 quando siamo all'inizio del 35esimo minuto. Lancio avanti per Giasi, anche questa è una posizione dubbia, ma comunque continua il gioco. Marin all'indietro per Augello, intervento in chiusura proprio dell'autore del gol, Colombo, che ha mandato in fallo laterale. La rimessa in gioco quindi in favore del Cagliari, Augello per Mina, quindi Cagliari sotto per 1-0, anche in questo caso con lo sviluppo dell'azione che ha visto Zappa, un po' come era capitato per il secondo gol della Roma, del Napoli, Zappa in ritardo nel ripiegamento, e quindi quel suo giocatore che è andato via creando il sovrannumero e permettendo l'inserimento di Colombo, che è andato poi a segnare con la difesa che è uscita nel tentativo di rimediare all'uomo in meno. 35esimo che sta per scoccare, Cagliari che deve inseguire, ma lo deve fare con maggiore carica agonistica che adesso non abbiamo ancora visto. È proprio da questo punto di vista che l'Empoli continua a catturare i palloni,
qua un cross da sinistra col pallone toccato per ultimo probabilmente da Colombo, sarà una semplice rimessa in favore della squadra cagliaritana. 36esimo iniziato da qualche secondo con Scuffetti pronto a effettuare la rimessa, viene fatta allontanare la retroguardia che aspettava per il solito ticchettio che non serve assolutamente a niente. Piccoli che spizzica, il colpo di testa è ribattuto sull'Uvumbo, il colpo di testa poi di Macumbu, De Iola, il controllo e il passaggio verso destra per Zappa ancora a destra nella zona in cui c'è Zortea, si sovrappone Zappa, il pallone è scambiato con Macumbu ma non si guadagnano metri, ancora Marin che si sposta verso sinistra, tenta di accelerare il Cagliari nel produrre gioco, il passaggio per Luperto che va a cercare Augello, si propone Luperto, la palla torna ancora all'indietro, Marin, Augello e pallone sempre all'indietro. Stiamo recuperando le idee dell'anno scorso, il pallone è ancora di Mina, accelera andando in verticale, porta la palla, la serve a sinistra nella zona di Luperto per Luvumbo che non riesce a passare e ancora una volta Empoli che riesce a chiudere e a ripartire con Colombo che porta palla nel settore destro a grandi falcate, interviene Marin, l'ultimo tocco è a forza di Colombo, non l'ha vista così l'assistente che assegna e la rimessa con le mani all'Empoli, quindi 37esimo minuto, Cagliari 0 Empoli 1 lì nello studio. Eh sì, è arrivato il gol dell'Empoli, quindi grazie alla rete di Colombo, ma davvero inspiegabile la scelta e la disattenzione, perché di questo dobbiamo parlare, di Macumbu che è rimasto a viaggiare lì a cercare di rimettere quasi in gioco l'avversario, alla fine ci è riuscito perché Colombo stava andando proprio sul limite con una corsa fermata poco prima, sarebbe stato in posizione irregolare, quindi gol del Cagliari ancora una volta per una disattenzione. Poi bravo Colombo a tirare, dobbiamo dire anche che la palla è passata in mezzo alle gambe di Scuffet che non ha potuto far niente sulla stoccata rasoterra del giocatore Scuola Milan che in questo momento sta portando in vantaggio l'Empoli per 1-0 e quindi Cagliari che subisce gol anche in questa circostanza, così come è stato in 4 delle ultime 5 partite, l'unica in cui non si è subito gol è la partita con la Roma. Ora però i gol bisogna farli perché le statistiche parlano di appena una realizzazione, ora bisogna mettersi d'impegno e cercare di riprendere il prima possibile questo match che è risultato aperto. È vero che l'Empoli ha interpretato molto meglio la partita, un Cagliari che per ora non è stato brillante, ma c'è tutto il tempo per andare a riprendersi la partita e vedremo anche se i cambi magari durante l'intervallo potranno ridare nuova freschezza al scacchiere messo in campo da Davide Nicola. Qualche minuto fa tentativo di verticalizzazione veloce che stava andando a cercare Piccoli, ma con palla che è arrivata poi successivamente all'Uvumbo è stato bravo il portiere avversario Vasquez a anticipare l'angolano sul pallone, perché si stava arrivando proprio al confronto all'ultimo centimetro e lì l'Uvumbo sarebbe potuto essere pericoloso, con un Cagliari che quindi cerca in questi minuti precedenti vi stiamo raccontando di andare a riprendersi il vantaggio. Il passaggio di Augello, la finta molto bella di Piccoli per lasciar passare il pallone, è arrivato a tu per tu Vasquez con l'Uvumbo, assolutamente entrata perfetta del portiere avversario che quindi non lascia scampo all'Uvumbo andando a prendere il pallone con assoluta pulizia, e Vasquez è una di quelle scoperte di quest'anno per quanto riguarda la formazione empolese. Sull'angolo successivo c'è stato il cross di Marin con il colpo di testa tentato da Luperto, ma la sua conclusione è terminata alta sui pali difesi proprio da Vasquez, che quindi fino a questo momento mantiene la porta inviolata, ma Cagliari che deve far di tutto per far sì che questa statistica venga invertita. È un Cagliari che deve iniziare a credere ancora di più nella verticalizzazione, nel gioco rapido, perché ci sono state troppe volte occasioni in cui si è pensato più ad andare indietro rispetto a creare del gioco interessante. Macumbu ha continuato negli scorsi minuti a tentare questi tocchi di classe che dopo un errore del genere sicuramente non faranno piacere ai tifosi dello stadio, che in questo momento vedono la propria squadra in inferiorità nel punteggio e non vogliono assolutamente stare ad assistere a questo tipo di giocate velleitarie, che sono più indicate per quando ci sono situazioni decisamente migliori
migliori, non in questo caso in cui si sta perdendo 1-0. Qualche minuto or sono, prima grande occasione per il Cagliari non sfruttata da Deiola, probabilmente c'è stato un fallo in attacco precedente da parte di Piccoli, almeno è caduto a terra un giocatore dolorante. C'era stato anche un altro contatto successivamente su Viti, palla che poi è arrivata a Luvumbo che ha messo al centro, con Deiola che è andato a tentare di calciare col sinistro, ma pallone neutralizzato da Vasquez. Sì, davvero abbiamo rivisto intanto qualche minuto or sono la situazione che ha portato al gol dell'Empoli. Davvero inspiegabile il movimento di Makumbu, che è andato a continuare a retrocedere oltre la linea dei difensori, lasciando proprio Colombo il tanto che bastava in gioco per poi battere con un rasoterra potente il portiere Scuffet. Questa è la situazione che ha portato allo svantaggio del Cagliari, che nel finale del primo tempo doveva cercare in tutti i modi di andare a riacciuffare il punteggio, perché arrivare alla pausa in situazione di parità vorrebbe dire anche poter impostare meglio un secondo tempo, facendo mestiere, imparando da ciò che poi non è andato male fino a questo momento, in questi 45 minuti iniziali che vedono l'Empoli in vantaggio sulla squadra rossoblu. Parliamo intanto ancora di Serie A, che è partita oggi, è iniziata proprio con la parità tra Cagliari e Empoli, continuerà stasera nel match tra Verona e Torino, e domani si aprirà invece la giornata con l'incontro tra Venezia e Genoa, squadra di casa che si trova in una situazione decisamente peggiore rispetto al Grifone, che non ha fatto vedere un grandissimo calcio in queste prime giornate, ma ha ottenuto dei risultati importantissimi: 2 vittorie, 2 pareggi con Inter e Roma e una sola sconfitta contro il Verona per quanto riguarda la squadra del Grifone, che quindi dopo 5 giornate si ritrova con 8 punti, sta andando a fare quasi un quarto dei punti totali necessari a salvarsi, e conseguentemente a ciò super inizio per quanto riguarda i rossoblù guidati da Gilardino, di situazione decisamente opposta per il Venezia, che in queste prime 5 giornate ha raccolto appena un punto nel pareggio a reti inviolate del 25 agosto con la Fiorentina. Quindi situazione non eccelsa per quanto riguarda i lagunari, che si troveranno davanti anche una squadra che fino a questo momento ha dimostrato di avere le proprie qualità per giocarsela con chiunque. Pareggiare con Inter e Roma non è compito da tutti. Poi in realtà tutte e 2 le partite pareggiate all'ultimo minuto, una con il rigore di Messias e l'altra con il colpo di testa di De Winter nell'ultima settimana, ma comunque onore al fatto di averci provato fino alla fine, al fatto di essersi giocati la partita contro queste grandi compagini. Il Cagliari ha tentato in qualche modo negli ultimi minuti di cercare la via del gol, ma poche le soluzioni che si sono profilate per gli uomini messi in campo da Nicola, che in questa prima frazione non stanno eccellendo per inventiva offensiva, tanti passaggi orizzontali spesi dai nostri giocatori, e ci vuole maggiore convinzione, maggiore rabbia e grinta nel tentare la giocata. Ma Kumbu continua sempre a fare passaggi orizzontali o verso dietro, è una costante, deve avere maggior coraggio questo ragazzo, perché non si può riuscire a incidere nella massima serie se poi non si prendono dei rischi, non si tenta di accelerare l'azione, non si tenta di fare quelle giocate per cui effettivamente si spera che tu possa rendere, anche data la tua grande capacità nel controllare il pallone, soprattutto, che penso sia la caratteristica migliore del nostro Makumbu. È un controllo di palla che però poi non si finalizza quasi mai alla progressione offensiva, all'impostazione verso avanti, anzi spesso trova termine o al fianco del giocatore o addirittura dietro alla sua posizione. Questo un po' i limiti almeno fatti emergere anche in questo primo tempo da Makumbu, che oggi è stato scelto, come abbiamo detto, al posto di Gaetano. Vedremo se nel secondo tempo il trequartista arrivato dal Napoli potrà avere una chance per mettersi in mostra e magari subito tornare a riconquistarsi i cuori di quei tifosi cagliaritani che mai in realtà l'hanno abbandonato e che l'hanno aspettato durante tutto il corso dell'estate perché il ragazzo tornasse a vestire i colori della squadra sarda. Noi siamo pronti a vivere il finale di questo primo tempo e andiamo a farlo come sempre attraverso la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Cercani che sta attaccando in questa finale di primo tempo nella speranza di trovare
il varco giusto per il pareggio, ma se continua a danzare con Macumbu le cose non possono andare bene. Troppi tocchettini, è troppo si ritarda. Un solo minuto di recupero è iniziato in questo momento con Luperto che torna all'indietro per Zappa a destra in direzione di Zortea deve mandare avanti la palla, invece cerca di portarla, si infila tra due avversari, tiene ancora il posto di palla, va su Macumbu che come al solito rallenta, va a cercare Luvumbo, la palla arriva a Luvumbo in qualche modo, c'è l'anticipo e poi non riesce l'Empoli a tenere in gioco il pallone. Si tratta di calcio d'angolo per il Cagliari, l'ultima opportunità di questo primo tempo, a 30 secondi per tentare di chiudere e magari andare al pareggio in questo finale di partita. Ci vorrebbe veramente un gol di questo tipo e Marin è pronto alla battuta, alla sua rincorsa per proporre il pallone all'interno dell'area. Parte il cross verso il mucchio, troppo lungo anche stavolta, fuori area raccoglie Zortea, il destro nella mischia e Luperto che ribatte quasi, poi va ancora Augello, altro colpo di testa, il colpo di testa è ribattuto, il pallone verso destra ancora nella zona di Zortea che dà a Luvumbo che tenta di voltarsi, si gira Luvumbo, il cross, la palla deviata ancora, calcio d'angolo, non c'è il tempo, vediamo se l'arbitro lo concede per la battuta, vediamo un po' di battere in fretta perché ormai il tempo è scaduto, l'unico minuto di recupero è scaduto. Luvumbo che va via, lascia il pallone a Marin, guardate che l'arbitro sta controllando, attenzione, sta dicendo qualcosa, di guardare probabilmente, batte l'angolo e poi tutti a casa, o meglio tutti gli giocatori a fare la doccia, a parte il cross, il colpo di testa di Luvumbo, la parata in due tempi di Vasquez col pallone che era passato dritto ed era arrivato verso il portiere. Si chiude il primo tempo con il Cagliari sotto di una gol, con l'Empoli in vantaggio per una rete a 0, un Empoli molto più cattivo del Cagliari che probabilmente ha pensato a una serata di danza invece che una serata di calcio, perché effettivamente arriva sempre in ritardo, perde i contrasti, si mette a ballare col pallone, quando invece serve molta più velocità, sostanza, il pallone che giri e il pallone va conteso, con rabbia, con cattiveria e non semplicemente andando a metterci il piede timidamente. E questa forse è la differenza di questo primo tempo. Sì, primo tempo abbastanza deludente che vede il Cagliari uscire sotto nel punteggio 1-0 a causa della rete di Colombo intorno al minuto 30, quindi una squadra rossoblù che dovrà essere modificata durante il corso dell'intervallo per far sì che nella seconda parte di partita possa giocarsi al meglio le proprie carte. Qua Vito ci aspettiamo davvero che cambi qualcosa in questa prima metà, perché non è assolutamente sufficiente la prestazione. No, soprattutto a centrocampo abbiamo faticato tantissimo, abbiamo perso il duello proprio in mezzo al campo per qualità e per esitazione, per qualità e rallenti per qualità, e ci può essere una giustificazione, ma quando rallenti perché ti specchi pensando di essere un bel cigno, insomma ce n'è molto. Secondo me almeno due mosse a centrocampo vanno fatte, bisogna inserire gente di qualità. A mio giudizio è una partita dove non puoi fare a meno di un giocatore come Adopo, devi metterci qualcun altro che giochi, e il problema è che vai a vedere, a scorrere i nomi e ti rendi conto che centrocampisti nel Cagliari non ce ne sono, perché effettivamente vai a vedere, c'è Adopo, poi devi pensare o a Ianco o a Viola, Gaetano, ecco, ma sono veramente contati questi giocatori, non abbiamo questa grande ricchezza a centrocampo che ci permette di poter dire inserisco quello per riuscire ad avere qualcosa in più, e da questo punto di vista paghiamo tanto. C'è anche Ianco che potrebbe entrare, ma sappiamo che non è un centrocampista che può unire quantità e qualità. Secondo me in questo momento solamente Adopo risponde a questa caratteristica. L'altro potrebbe essere Gaetano, ma Gaetano deve comunque mettersi nei panni anche di chi deve capire che questa partita è necessario cercare di andare alla ricerca del gol, sì, ma anche aiutando i compagni poi quando si tratta di correre per recuperare il pallone. Assolutamente, ci scrive al 340-5186-036 il nostro Andrea: troppi passi indietro caratteriali soprattutto, ed è assolutamente d'accordo con te, perché un po' è quello che dà forse anche più fastidio al tifoso del Cagliari, che ogni partita vede magari un crescendo anche con il passare dei minuti dell'atteggiamento, del modo di porsi nei confronti del match, e poi la settimana dopo è tutto da rifare.
Sì, assolutamente sì, arriviamo secondi sul pallone perché abbiamo meno cattiveria, sembriamo veramente appagati e questa è una cosa triste perché il Cagliari non è appagato, deve lottare su ogni pallone, avere questo spirito combattente che non abbiamo visto, troppi giocatori che hanno in qualche modo avuto quasi paura dello scontro. Alla fine chi ha lottato di più è Marin, che ha cercato negli scontri dei duelli vinti, ne ha fatto più di uno, di recuperare quello che teoricamente dal punto di vista fisico è il meno forte. Ma comunque insisto, io non sono mai stato così negativo per Macumbu e purtroppo devo dire che anche De Iola continua a dimostrare che in un Cagliari che vuole giocare al calcio sta pagando parecchio i suoi ritardi sul piano tecnico, perché quando si tratta di velocizzare il gioco effettivamente la tecnica gli manca. Ecco, è una di quelle partite dove devi mettere gente che sappia far girare il pallone, lo sappia controllare, sappia evitare l'avversario, ma che deve anche arrivare per primo. E giochi anche soprattutto in avanti, perché effettivamente il possesso palla è superiore stavolta del Cagliari rispetto all'Empoli, ma i risultati non arrivano solo col possesso. Sì, poi non parliamo del fraseggio difensivo che mi fa venire il mal di pancia, perché è fatto veramente con una lentezza devastante, non c'è assolutamente costrutto, non è che tu costruisci il gioco e dici mi scambio il pallone, creo il sovrannumero e poi scarico. No, ti scambi il pallone, perdi 5 minuti e poi non sai cosa fare e lo calcia comunque il portiere. A quel punto hai perso tempo per niente. Assolutamente. Ci scrive Dino al nostro 340-5186-036: sono deluso dall'atteggiamento della squadra, solo dopo che abbiamo subito il gol abbiamo creato qualcosa, la vedo molto male per quest'anno. È abbastanza negativista il nostro ascoltatore, ma effettivamente poi ricadendo in quegli errori è normale che la delusione salga di settimana in settimana, bisogna stare vicini. Ha ragione soprattutto perché ritengo che questo sia la peggiore parte di partita fatta dal Cagliari dall'inizio ad oggi. Forse la posso paragonare solamente al secondo tempo con Lecce, ma lì giustifico il fatto che il Lecce si è chiuso dietro, non ti concedeva spazio, però effettivamente sul piano della resa invece di crescere, e anche questo è un dato che al di là del risultato deve essere analizzato, ho visto un passo indietro, quasi giocatori che sono convinti forse di essere vittima di qualche ingiustizia, ma i risultati devi andare a prenderteli, cioè anche se per caso meritavi qualcosa in più non è che poi vai là e te li danno senza che tu chieda niente, devi mordere l'avversario, devi giocare con la fame che serve quando devi cercare un risultato positivo. Se giochi sulle punte, ripeto, sembrava lo schiaccianoci in alcuni momenti, se giochi sulle punte non puoi ottenere niente, perché non sei neanche così bravo tanto da poter andare via danzando. Assolutamente, e poi bisogna anche prendere teoricamente quella voglia di quel sentimento anche di sentire di meritare qualcosa in più e trasformarlo proprio in grinta, non al contrario di sentirsi arrivati perché la fortuna ha un debito con te. Ci scrive, anzi ci manda anche una foto dalla curva nord il nostro Alessio, che si vuole definire più positivista di altri. Forza Casteddu dai, con una bella foto del nostro stadio per farci stare anche noi dentro quella arena e quell'emozione che speriamo che nel secondo tempo possa trasformarsi in una bolgia per una ripresa del Cagliari, un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello che abbiamo potuto osservare durante i primi 45 minuti, e vedremo soprattutto se Nicola andrà a modificare la propria formazione che fino a questo momento non ha reso i risultati sperati. Qual è stato secondo te? Ti dico di sì. Okay. Ti dico di sì con certezza, perché si sta scaldando Pavoletti, quindi probabilmente Pavoletti entrerà in campo. Vado a rischiarmi anche che uscirà Macumbu, perché quando tu non riesci a giocare a centrocampo è inutile avere un centrocampista in più che poi alla fine ti rallenta il gioco. Se proprio dobbiamo affidarci al lancio lungo è preferibile avere due che sappiano saltare di testa. Pavoletti e Piccoli lo sanno fare, insieme a Luvumbo possono creare problemi, e credo che sia questa l'idea di Nicola. Bisognerà andare allo 3 soprattutto sulle seconde palle, ora serve la grinta. Sì, servirà anche questa, ma poi Pavoletti sai ti porta anche un po' di carattere dentro il campo, è l'altro elemento che serve. Cioè nel momento in cui, ripeto, non riesci a vincerla di tecnica, e non la stiamo vincendo di tecnica, devi giocare randellando, e allora il Cagliari deve cambiare filosofia in questo secondo tempo. L'impiego di Pavoletti, io suppongo, al posto di Macumbu sarà un impiego di questo senso, in questo senso. Vedremo se sarà così e se sarà effettivamente il capitano del Cagliari a prendere il posto di Macumbu, trasformando l'assetto in una situazione sicuramente più offensiva, e ci aspettiamo
una reazione di carattere per quanto riguarda la squadra allenata da Davide Nicola, che fino a questo momento non ha retto particolarmente un Empoli, Vito, che nel primo tempo ha giocato in modo diligente, ma non ha neanche fatto vedere questa idea di gioco così estemporanea, diciamo così. Ma ha giocato con la fame di chi deve salvarsi, cioè l'Empoli ha aggredito su ogni pallone, ha spinto l'avversario anche quando non ce n'era bisogno, è andato a cercare di lottare su ogni palla, è il carattere giusto. Peraltro poi dobbiamo dire che ha coperto bene il campo, ha fatto un buon pressing, ha raddoppiato sistematicamente e non ti ha concesso spazio, quindi dal suo punto di vista l'Empoli ha fatto la sua partita e l'ha fatta molto bene, quindi ritengo che non sia solamente demerito del Cagliari, c'è anche il merito dell'Empoli, ma i demeriti del Cagliari oggi sono evidenti. Sì, oggi più che mai, assolutamente, perché è davvero un primo tempo deludente, un primo tempo che non volevamo vedere in questa quinta giornata di campionato nel match casalingo tra Cagliari e Empoli, ma c'è ancora il tempo per recuperare e per far sì che questo venerdì, questo inizio di fine settimana calcistico possa essere meno amaro, e ci auguriamo che poi effettivamente sia così. Pensi ci sarà spazio anche per Viola in questa partita in cui magari si gioca maggiormente con la palla a terra? Guarda, per i calci piazzati potrebbe essere una soluzione, ma lo vedo solamente in alternativa a Marin in questo momento. Nel finale di gara non lo vedo subito, perché con il ritmo e con il pressing dell'Empoli non so quanto riuscirebbe a esprimere il suo gioco, almeno nella prima parte del secondo tempo. Forse nella seconda parte potrebbe essere utile far entrare anche lui, quando magari anche istintivamente, se il Cagliari non dovesse pareggiare prima, l'Empoli dovesse arretrare un pochino, anche per servire dei buoni palloni, anche se non sempre, anche Viola ha mostrato grandi qualità, cioè nel senso che soprattutto sui calci piazzati a rifinire Marin rende molto di più di Viola. Viola è molto bravo in quella mattonella di campo, se per caso gli dovesse capitare la punizione giusta, però dobbiamo dire che in questo momento non vedo lui. Ripeto che forse è più adatto a giocatori come Gaetano, ecco, che ha un po' di ritmo in più, come lo stesso Adopo, è un giocatore che ha corso, che potrebbe fare parte di questa, ma in questo momento non vedo la possibilità di generare nel finale di partita. Nel finale di partita, nell'ultimo quarto d'ora, secondo me ci potrebbe essere spazio anche per loro. Perché secondo me nell'ultimo quarto d'ora, quando vai a fare la guerra, ci può stare anche che ci porti dentro anche Gian Burrasca alla Padula. Ci sta. Ci scrive Luca: dopo il non mercato fatto un responsabile c'è, Nereo Bonato, Forza Casteddu. Abbastanza deluso dalle azioni sul mercato, ti trovi d'accordo, Vito? Ma dipende, cioè ricordiamo sempre che il Cagliari ha comunque, cioè Bonato non è che possa prendere i soldi Giulini e andare a spendere come vuole al supermarket, sono delle cose concordate, sono delle cose che vengono studiate, e quindi nel momento in cui Bonato agisce è perché qualcuno lo manda a fare la spesa, gli dà i soldi per fare la spesa, bisogna partire da questo presupposto. E poi abbiamo ancora tempo per valutare effettivamente i nuovi acquisti, siamo ancora, nonostante la delusione, nonostante tutto quanto, siamo ancora alla quinta giornata, quindi diciamo che il tempo per valutarli in maniera più approfondita, diciamo così, e per dare un giudizio sul mercato più completo possiamo attendere ancora qualche partita. Stanno rientrando in campo le squadre, Vito? Non ancora, però Andrea, questo discorso d'accordo, sono il primo che l'ha fatto in questi giorni, però ci sono due elementi che devi tener conto: o cresci o vinci. Se cresci e vinci è meglio, però se non c'è né l'uno né l'altro c'è da preoccuparsi. Quindi oggi non ho visto una crescita, questo mi preoccupa molto di più del risultato, perché per ora ho visto addirittura del regresso di tipo comportamentale nella mente, che nessuno pensi, ripeto, che tutto sia dovuto. Nel calcio e nella vita ogni pezzo di pane te lo devi conquistare, non puoi pensare che qualcuno te lo regali. Anche perché l'ultima volta ci sentivamo così tranquilli aspettando gli altri, al posto di fare noi siamo scesi in Serie B, quindi conseguentemente a ciò bisogna cambiare rotta il prima possibile. Stanno rientrando le squadre in campo, mi pare di vedere ora i panchinari che stanno prendendo posizione, tra poco vedremo i titolari, se vuoi aspettare vedremo anche chi sarà ad uscire. Io ho indicato come candidato anche per
ci ha messo del suo, roba da 4 il primo tempo di Macumbu, che ha condizionato anche il gol di Colombo andando a passeggiare all'indietro in occasione del gol, quindi Macumbu da 4 e secondo me il giocatore che merita più di tutti di uscire dal campo in questo momento. Deiola c'è, che era l'altro che poteva essere sostituito, e Macumbu mi pare che poi sia proprio quello che è uscito alla fine. Ce l'abbiamo azzeccata, ma d'altronde stiamo parlando di calcio e non di termoidraulica, quindi stavolta no, ma è sempre possibile, a volte finirò il discorso della termoidraulica e poi ti passerò la foto, va bene? Vito, ci sentiamo tra pochissimo. A tra poco. Tra pochissimo torneremo quindi all'Unipol Domus a vivere la partita del Cagliari in questo secondo tempo che si dovrà disputare contro l'Empoli. La scelta di Nicola, fuori Macumbu e dentro Pavoletti. Sicuramente anche dal punto di vista del tattico e dell'atteggiamento che Nicola andrà a richiedere sui giocatori, una scelta importante, una scelta significativa, e vedremo quindi come verrà interpretata la partita dal nuovo entrato Pavoletti e come riuscirà a integrarsi nella formazione, andando a lavorare costantemente insieme a Piccoli, una coppia che non è inedita. Avevamo già visto nel match di Coppa Italia con la Carrarese, in qualche altro spezzone in cui era entrato successivamente Pavoletti. Vedremo se riusciranno a coesistere, ad aiutarsi a vicenda. Ora come ora diciamo che possiamo liberare un po' la marcatura in mezzo alla difesa per quanto riguarda Piccoli, con un uomo in più da marcare, di conseguenza dovrà stare maggiormente attento dal punto di vista difensivo l'Empoli, una mossa che anche l'anno scorso in qualche occasione aveva addirittura dato i suoi frutti in modo immediato, con l'entrata di Shomurodov, se non ricordo male, che ha lasciato maggior spazio ai Pavoletti, e durante una partita è bastato un minuto dall'entrata in campo del secondo attaccante per liberare maggiore spazio per colui che già stava interpretando il ruolo e riuscire finalmente a essere incisivo. Ufficiale quindi il cambio, dentro Pavoletti, fuori Macumbu, e ci aspettiamo tanto da Pavo, soprattutto a livello di grinta, soprattutto per come può rialzare l'attenzione, il focus, la concentrazione dei suoi compagni, che è stata un po' la caratteristica che è mancata in questa prima parte di Cagliari-Empoli. Vediamoci le ultime statistiche tra queste due compagini, analizzando il percorso dei due allenatori. Davide Nicola allenato contro l'Empoli in 8 occasioni in cui sono arrivate 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. D'Aversa invece ha sfidato il Cagliari in 9 incontri in cui ha trovato 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte. I due tecnici si sono sfidati in 5 occasioni, per 3 volte ha prevalso Nicola e per 2 invece D'Aversa. Questo il recap delle precedenti sfide tra i due tecnici. Vi leggiamo intanto anche le formazioni aggiornate con il cambio appena effettuato dal Cagliari. Squadra rossoblù con il 3-5-2, ma vedremo adesso come si modificherà il modulo che inizialmente era stato scelto, molto probabilmente un 3-4-1-2 con Luvumbo che andrà sulle seconde palle scagliate in direzione di Pavoletti e Piccoli. Scuffette tra i pali, Zappa, Mina e Luperto sono i 3 difensori centrali, Zortea, Deiola, Marin e Augella a questo punto compongono la linea dei centrocampisti, con l'attacco che è composto da Luvumbo che gira vicino a Piccoli e Pavoletti, che compongono il duo offensivo cagliaritano. Empoli invece senza sostituzioni nel corso della prima metà, 3-4-2-1 il modulo scelto da D'Aversa, Vasquez tra i pali, Golicizze, Ismaili, Vitti, Ghiasi, Ederson, Grassi, Pezzella, Angiorin, Esposito dietro Colombo, che tra l'altro è anche l'unico ammonito della gara. Pensate un po', nonostante la grande grinta dei giocatori dell'Empoli, l'unico che ha rimediato poi la munizione è stata proprio la punta centrale, tra l'altro marcatore del gol che fino a questo momento sta portato in vantaggio l'Empoli nel corso della prima metà. Ci vuole un cambio di rotta, un cambio dal punto di vista dell'atteggiamento della grinta, perché questo Cagliari in casa deve assolutamente tirar fuori dei punti importanti in uno scontro salvezza con l'Empoli, che se dovesse finire in questo modo sarebbe anche deleterio, perché Cagliari che rimarrebbe a 2 punti mentre una diretta concorrente salirebbe a 9, andando a maturare un punteggio parecchio alto per essere solamente alla 5ª giornata di campionato svolta. Questo un po'
la situazione quando ci approcciamo alla seconda metà di gara nella sfida che apre la quinta giornata di campionato. Vi abbiamo parlato delle partite precedenti, ma il primo big match sarà domani alle 18, la sfida tra Juventus e Napoli. Napoli reduce dal 4-0 con il Cagliari con grande entusiasmo, 3 vittorie consecutive per i partenopei. Juventus invece che ha vinto contro il PSV in Coppa ma ha pareggiato l'ultima con l'Empoli, appunto. Questa la situazione delle due squadre nel primo big match della giornata. Nel secondo parleremo dopo, ma per ora ci trasferiamo all'Unipol Domus per la cronaca di Cagliari-Empoli. Cagliari che deve riordinare assolutamente le idee, perché con la squadra modificata deve cambiare anche il suo comportamento, non può tentare di fraseggiare con un centrocampista in meno. Attenzione adesso all'Empoli che tenta di partire con la trattenuta di Marin, ma con Colombo che resiste, va a sinistra nella zona di Pezzella, duello con Zortea. Pezzella che tenta di liberarsi per il cross, lo effettua sul secondo palo dove arriva ancora Esposito, il tiro di Esposito, la parata di Scuffetta, ancora Esposito, il tiro e il gol, raddoppio dell'Empoli, gol di Esposito, l'Empoli sul 2-0, incredibile, anche in questo caso una dormita collettiva, cioè praticamente anche sui palloni ribattuti tutti fermi a guardare. È un Cagliari che sta facendo la bella statuina, e in questo caso gol di Esposito che ha avuto 2 opportunità di andare a segno, non una, due insieme nella stessa azione senza che nessuno lo abbia chiuso. La prima volta ha ribattuto Scuffetta, la seconda ha calciato ancora senza che nessuno disturbasse. Pallone che viene sfiorato da Augello, calcia Esposito, ribatte e praticamente dribbla Luperto e mette a segno. Dopo aver dribblato anche Luperto che è andato a chiudere alle spalle di Augello, mette a segno il 2-0 per l'Empoli. 49 minuti e 21 e adesso la salita è veramente ripida, ma le salite ripide sono fatte per gli scalatori, quindi bisogna assolutamente guai assumere l'atteggiamento assunto con il Napoli. Che gli ha sbagliato l'approccio anche nel secondo tempo, perché non è andato a cercare immediatamente la novità della spinta in avanti. Pallone che è stato spedito in fallo laterale, rimesso in gioco per l'Empoli. 49 minuti 45 secondi. I giocatori dovrebbero ricordare che le svolte in questo Cagliari sono arrivate soprattutto recuperando risultati. La rimessa con le mani, la palla per Luvumbo che cerca di andare verso il fondo, anche lui smette di lottare, anche lui non lotta, anche lui si ferma davanti al primo contrasto. Ci vuole più rabbia, ci vuole più fame. Io gli tratterrei lo stipendio, vediamo se poi si mettono a correre. 50 minuti e 10 secondi perché in questo momento non danno l'idea veramente di volerlo masticare. Il rilancio avanti con Augello che ribatte di testa, la palla che si impenna con Giasi alla caccia del pallone che mette giù Luperto, c'è il fallo e quindi il calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana che sta giocando la sua peggiore partita in questo campionato contro la squadra dell'Empoli. Augello all'indietro per Mina che si mette a giocare andando a litigare con l'avversario che lo spinge, era Esposito, e va a perdere ancora tempo, che è tutto a vantaggio della squadra empolese. Il passaggio a destra per Zappa a destra per Zortea all'indietro per De Iola che cerca di portare avanti il pallone, ancora lo tocca 3 volte prima di darlo a Luperto che poi lo tocca a sinistra per Augello in verticale alla ricerca di Pavoletti che fa da sponda per Piccoli che tenta di voltarsi, viene chiuso Piccoli nella sua azione, travolto dal ripiegamento di un giocatore dell'Empoli. Si trattava di Grassi, si rialza, nel frattempo Piccoli va subito verso il portiere, il contatto con Piccoli che praticamente non è riuscito a evitare l'arrivo dell'avversario, 2 su di lui e alla fine pallone recuperato. 51 minuti 26 secondi, Cagliari 0 Empoli 2, lì nello studio. Collegamento sfortunato questo dallo stadio, 2-0 quindi è arrivato da parte dell'Empoli, è partita sempre più in difficoltà per quanto riguarda la formazione del Cagliari che speriamo possa riprendersi nei prossimi minuti. Noi ci fermiamo un attimo, diamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a commentare questa partita. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura,
Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. 2-0 tra Cagliari e Empoli, quindi a favore degli ospiti. La rete di Sebastiano Esposito nel secondo tempo per portare a +2 le lunghezze tra le due formazioni che si stanno affrontando in questa prima partita valida per la quinta giornata di campionato di Serie A, naturalmente, con qualche minuto fa con il Cagliari che ha tentato di utilizzare, diciamo così, il nuovo metodo messo in campo dopo l'entrata di Pavoletti per Macumbu, quindi l'uscita di un centrocampista per dare spazio a un attaccante. Si tenta maggiormente il lancio lungo, ma c'è poca aggressività sulle seconde palle, quindi anche questo metodo non sta, fino a qualche minuto or so, non sta rendendo giustizia alle scelte di Nicola, che sicuramente si aspettava di più dai suoi oggi scesi in campo. Ha detto benissimo Vittorio, fa abbastanza arrabbiare la situazione per cui è arrivato il secondo gol con un tiro di Esposito dal lato, respinto nello stesso punto da Scuffet in prima battuta, e successivamente Augello troppo leggero nell'andare a cercare di coprire il proprio Sebastiano Esposito, che è riuscito a dribblare sia Augello che l'altro avversario che stava andando a cercare di marcarlo, e poi a colpire con un tiro rasoterra. Scuffè non è riuscito a deviare il pallone lontano, gli ha toccato lo scarpino, ma poi si è concluso in porta. Questo il racconto della seconda rete realizzata dall'Empoli in questo venerdì di campionato, con il gol appunto che per ora sta portando la squadra ospite a una vittoria meritata e anche abbastanza semplice, perché non ci sono state grandissime occasioni per quanto riguarda il Cagliari, qualche sporadico attacco, ma non si è arrivati mai alla netta occasione. Forse la più grande era quella del tiro di De Iola intercettato da Vasquez, ma anche su quella situazione c'era l'ombra del fallo in attacco di Piccoli, e conseguentemente a ciò non la possiamo considerare una vera e propria occasione da rete. C'è sempre meno fiducia da parte dei giocatori, e si comprende bene il discorso che ha più volte impostato Vittorio sul fatto di non andare ad aggredire con la giusta cattiveria la palla. Si tenta quasi in modo statuinico, stiamo inventando nuovi aggettivi durante questo match, di andare a tentare di recuperare il pallone solamente mettendo il piede, mentre l'Empoli mette piede, corpo e tutto quello che ha a disposizione per ottenere il possesso della sfera, con un Cagliari che invece è costretto a cercare in maniera maggiore i rimpalli e i tentativi un po' più rocamboleschi
quando si tratta di costruire in avanti. Qualche minuto or sono ci ha provato a imbastire un'azione pericolosa la squadra rossoblù, bene il fraseggio, anche se un po' singhiozzato, se così lo possiamo definire, visto che si è rischiato di perdere il pallone più volte. Poi Zappa impreciso nel cercare nuovamente uno degli attaccanti, sarebbe potuta essere una buona opportunità, ma il pallone del giocatore che durante questa stagione sta interpretando il terzo di difesa non è stato abbastanza mirato verso i suoi compagni e conseguentemente a ciò è stato facilmente recuperato dalla retroguardia della squadra toscana dell'Empoli. E quindi questo è un po' ciò che sta accadendo all'Unipol-Domus tra Cagliari e Empoli. Ci distraiamo un attimo per andare a vedere le altre partite che si giocheranno in questo weekend di Serie A. Abbiamo parlato delle prime due del sabato, manca la sfida della cena, e quindi quella tra Lecce e Parma che chiuderanno il sabato di campionato. Lecce che si è conquistato i primi 3 punti contro il Cagliari per poi andare a pareggiare nella scorsa giornata contro il Torino. Parma invece che è reduce da 2 sconfitte, la prima contro il Napoli, quale è arrivata in maniera roccambolesca con l'espulsione di Suzuki, e la seconda, l'ultima, quella contro l'Udinese, continua a sorprendere anch'esso in questo avvio. Sceglie anche di cambiare d'Aversa, e la prima sostituzione vede uscire dal campo Angiorin per far spazio ad As, quindi questo è il primo cambio per la squadra ospite, che fino a questo momento si è portata in vantaggio di 2-0. As, che è un giocatore decisamente più conservativo rispetto a Angiorin, che invece ha giocato alto in questo match. Vedremo se interpreterà bene la partita o meno. Qualche minuto or sono, tentativo del Cagliari con Luvumbo che ha ricevuto palla da De Iola dopo un bello scambio con Pavoletti, ha tentato la conclusione ma il suo tiro è terminato al lato della porta difesa da Vasquez. Luvumbo ancora una volta impreciso in questa occasione, ha tentato probabilmente la conclusione verso la porta perché si stavano occludendo anche le altre opzioni dentro l'area, visto il ritorno feroce della difesa empolese, ma purtroppo tentativo che non ha sortito gli effetti desiderati, andando a spegnersi senza creare troppe preoccupazioni all'interno dell'animo del portiere della squadra ospite, oggi impegnato in questa trasferta in Sardegna. Si tenta spesso di andare al cross da parte degli esterni, vista la massiccia presenza di Torri in area con Piccoli e Pavoletti che sono fissi, e De Iola che invece può entrare a cercare di dare supporto in fase soprattutto di fase aerea, andare a disturbare gli avversari, e intanto però non c'è stato la precisione nell'ultima occasione. C'è stato invece qualche minuto fa il secondo momento sostituzione per quanto riguarda il Cagliari, fuori Luvumbo e dentro Viola. Partita davvero brutta quella del giocatore angolano, tra l'altro gli avevo dato anche fiducia al mio fantacalcio, ma è andata assolutamente male vista la prestazione che poi oggi è stata messa in campo dal numero 77 della squadra cagliaritana. Dentro quindi Viola per Luvumbo, fuori un altro cambio per quanto riguarda la fascia laterale. Azzi prende il posto di Augello, quindi Azzi che andrà a interpretare la fascia sinistra, cosa diversa rispetto a ciò che abbiamo visto fare all'interprete brasiliano in questo avvio di campionato. Fuori Augello, oggi non brillante, soprattutto nell'occasione del gol del 2-0 di Luperto. Ha cercato di dare il suo supporto sulla fascia, ma non ci sono state, diciamo, grandi emozioni create attraverso il lavoro dell'esterno della squadra rossoblù. Questo la partita di Augello oggi. Augello che quindi lascerà posto a Lazio, speriamo che possa il cambio dare maggiori soluzioni al Cagliari, con un Azzi che nelle prime partite è riuscito soprattutto a giocare con la sua fisicità, riuscendo ad andare a correre, a recuperare dei palloni difficilmente prendibili per altri interpreti, e dovrà migliorare dal punto di vista del cross e della conclusione verso la porta. Questo è il compito che oggi verrà dato all'esterno cagliaritano. Cagliari che ha tentato
ancora una volta di andare alla conclusione con Piccoli che però non è riuscito nel suo intento, si è scaturito un calcio d'angolo dalla situazione successiva, ma nulla di fatto anche durante l'occasione che vi abbiamo appena raccontato. Quindi Cagliari che deve continuare a spingere, ci sta provando con i suoi interpreti maggiormente offensivi che sono scesi in campo in questo secondo tempo, e vedremo se ci riuscirà nel suo intento. Ci ha provato anche Pavoletti sul calcio d'angolo, l'abbiamo raccontato, ma conclusione in mezza rovesciata del capitano rossoblu che è terminata lontanissima dai pali avversari. L'importante è continuare a provarci, perché un gol potrebbe anche cambiare decisamente l'inerzia della gara e l'atteggiamento delle due squadre, con un Empoli che ha già pensato a coprirsi e un Cagliari che invece potrebbe rimettersi a dar paura alla formazione empolese. Speriamo possa essere così, visto che le qualità per farlo ci sono, nonostante una delle prestazioni che per ora ha deluso maggiormente. Ma Cagliari che piano piano continua a crescere, anche qualche istante or sono nuova azione offensiva che di poco non ha creato davvero grossi pericoli, e speriamo di poter sentire un miglioramento anche dal punto di vista del risultato attraverso la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 63esimo minuto, la spinta del Cagliari che è nata anche dall'inserimento di Viola, che subito ha animato la squadra rossoblù. Luvumbo stava disperdendo troppo e vagheggiando in mezzo al campo. Azzi tornato a sinistra, il fallo di Gyasi ai suoi danni e il cartellino giallo anche per Gyasi, secondo ammonito dopo Colombo anche Gyasi. Il Cagliari che adesso sta spingendo maggiormente, Azzi che è tornato a sinistra dove Augello era un po' troppo pulito nel suo gioco, almeno Azzi ha più forza fisica, più spinta anche dal punto di vista della velocità. C'è bisogno di prenderla con anche atleticismo, non solamente con altri simboli. Bisogna naturalmente spingere questo pallone avanti, bisogna trovare immediatamente il gol. La punizione che sta per battere Viola da tre quarti, parte il cross in mezzo alla squadra, ribatte la retroguardia dell'Empoli, tenta di partire Esposito, l'appoggia a destra con Azzi che va a recuperare sulla corsa di Henderson che si ferma, rallenta, dà all'indietro per mettere in movimento i suoi, l'appoggio verso Grassi, il playmaker di questo Empoli, la palla all'indietro con retropassaggio ancora per Vasquez, pressato in questo caso da Piccoli, la palla a sinistra nella zona in cui può agire in questo caso il difensore Viti che si ferma, aspetta i suoi, porta ancora avanti il pallone, poi finge di calciarlo, lo spinge ancora avanti, lo manda avanti alla ricerca della corsa di Pezzella, sul quale va a chiudere in questo caso Zortea, che era avanzato giù da Pezzella, poi arriva anche in questo caso a dare una mano a Zortea, è arrivato anche Mina e alla fine intervento arbitrale, calcio di punizione già battuto e Scuffetti che rilancia per Pavoletti che spizzica, spinta alle sue spalle che l'arbitro non ha fischiato, pallone ancora recuperato dall'Empoli col controllo di petto, ribatte in questo caso Mina, applicata la norma del vantaggio col pallone ancora in una zona interna, il fraseggio dell'Empoli col tentativo di recuperare i Marin che non riesce, il passaggio a sinistra per Henderson, da Henderson ancora da Esposito, l'autore del raddoppio, la palla verso sinistra per Pezzella dentro per il movimento ancora di Henderson che va a crossare laddove non ci sono maglie bianche, può andare il Cagliari a recuperare, il rilancio di Mina con Pavoletti che è solo, tenta di proteggere, c'è l'intervento difensivo, protesta Pavoletti all'indirizzo dell'arbitro per il fallo che avrebbe subito, recupero del portiere Vasquez che si prepara ancora una volta a impostare, appoggia lateralmente, il pallone arriva a destra dove ancora l'Empoli tenta di impostare l'azione, pallone per Grassi che chiama qualcuno ad arretrare, in questo caso Pezzella, c'è il retropassaggio per il portiere Vasquez che può calciare avanti in una zona in cui va a saltare Azzi, riesce a colpire il pallone, c'era anche il fuorigioco di Gyasi, quindi il calcio di punizione per il Cagliari, già battuto, Luperto esita nel tentare di servire la palla a Mina, il pallone prolungato per Viola che si libera molto bene dall'avversario ma poi sbaglia il passaggio avanti con il portiere Vasquez che può andare a recuperare. È un Cagliari appena più vivo,
rispetto a prima. Speriamo che questo possa bastare per trovare il gol e farlo rinascere del tutto, perché così non basta ancora. Linea studio. Eh sì, ci vuole maggiore costanza e ci vuole maggior cinismo nel sfruttare le occasioni. Un gol deve arrivare il prima possibile per riuscire a rimettere in discussione un punteggio che, tra l'altro, con il passare dei minuti vedrà l'Empoli andare a chiudersi sempre in maniera maggiore. Conseguentemente a ciò saranno anche maggiori le difficoltà per il Cagliari nel imbastire delle azioni offensive che possono risultare pericolose, visto anche il gran numero di giocatori che successivamente potrebbero occupare la retroguardia empolese. Cagliari che quindi deve andarci con maggior convinzione a riprendersi questo match, un po' di tutti giù per terra negli ultimi minuti. C'è stato un contatto tra Esposito e Mina, con Mina che poi ha lamentato un successivo tocco da parte di Henderson, ma dobbiamo dire che è stato un po' teatrale come sempre. Ieri Mina non c'è sembrato ci fosse grandissimo dolore, c'è stato forse un colpo al corpo lamentato dal colombiano in maniera possiamo affermare esagerata, almeno per le immagini che ci sono arrivate, per quello che siamo riusciti a cogliere. Cagliari che deve andare a attaccare la formazione ospite con maggior voglia, con maggior costanza e grinta, cosa che fino a questo momento è un po' mancata e che solo negli ultimi minuti si sta iniziando a notare da qualche sporadico episodio in cui si cerca maggiormente la porta. Certo, ci siamo affidati a un metodo di gioco che è molto meno qualitativo rispetto a ciò con cui eravamo scesi in campo, ma proprio a difesa di ciò è perché ora saltano sempre di più gli schemi e ci vuole sempre maggiore convinzione, perché un pallone recuperato in più può veramente fare la differenza tra uscire dal campo con qualche punto o uscire sconfitti, anche in questa occasione contro un Empoli che fino a questo punto ha fatto la sua partita senza strafare, senza fare niente di eccezionale. È stato semplicemente più bravo e più grintoso nell'andare a recuperare dei palloni importanti, con il Cagliari che invece ha atteso maggiormente che qualcun altro facesse il compito che era stato assegnato ai singoli. C'è sempre quest'area di divisione delle responsabilità, ma in un senso che non dovrebbe essere applicato, perché quando ci si divide le responsabilità vuol dire che tutti devono averla e tutti devono sentirsi causa principale del risultato che sta maturando in campo. Un risultato che quindi sarebbe dannoso per il proseguo del campionato del Cagliari, ma vediamo come si evolverebbe, anzi come si evolve questa giornata di Serie A, questa quinta di cui vi stiamo illustrando i vari appuntamenti. Abbiamo parlato della giornata di sabato, ovvero domani, con le 3 partite che andranno in scena. 4 invece saranno gli incontri della domenica, a iniziare con il match di mezzogiorno e mezza che sicuramente catturerà parecchi spettatori, perché andranno a darsi battaglia Fiorentina e Lazio, 2 compagini abbastanza qualitative che hanno dimostrato i loro punti di forza in queste prime 5 giornate. Lazio che ne ha vinto 3 su 5, pensate un po', con 2-1 sul Verona, che è stato l'ultimo risultato, il pareggio con il Milan 2-2, sconfitta con l'Udinese, poi vittoria con Venezia e con Cadice in Coppa. Per quanto riguarda la Lazio, Fiorentina che invece ha perso l'ultima con l'Atalanta in campionato, ha pareggiato con il Monza e ha pareggiato anche con Venezia, che hanno l'unico punto alla formazione, e Puskás Academy nella partita di qualificazione per quanto riguarda la Conference League. In dubbio tra le 2 formazioni 2 dei protagonisti principali, almeno da quello che ci sarebbe potuti aspettare, ovvero Gudmundsson della Fiorentina, che sta scontando il periodo in cui deve rimettersi in forma, perché è stato lontano dagli allenamenti per un po' a causa di un processo in Islanda, e Castellanos che si è infortunato alla coscia e quindi non potrà partecipare probabilmente alla partita contro la squadra viola.
di questo weekend. Intanto torniamo a parlare di Cagliari, perché è arrivato anche il quarto cambio della giornata selezionato da Nicola. Fuori Raffa Marin, forse uno di quelli che ha dato più convinzione alla squadra rossoblu, ma che comunque non raggiungerà sicuramente la sufficienza in pagella. E dentro Gianluca Gaetano, il tanto atteso giocatore arrivato dal Napoli in estate, che speriamo possa dare nuova linfa all'azione offensiva del Cagliari, che fino a questo momento è stata spenta e ha necessitato dell'inventiva di un giocatore con quell'estro e quella capacità di far giocate fuori dal normale. Ci auguriamo che possa essere questa la soluzione vincente per riandare a riprendere la partita con l'Empoli, che intanto rimane sempre ferma sul 2-0, ma che ci auguriamo possa modificarsi il prima possibile. Intanto noi diamo spazio ai nostri sponsor e torniamo tra pochissimo per continuare a commentare questo Cagliari-Empoli. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Eccoci per l'ultima parte di A Suon di Gol, pronti a raccontare gli ultimi minuti di questo Cagliari-Empoli, con la speranza di poter vivere un gran finale come è successo in altre occasioni nel guardare le partite del Cagliari, soprattutto nelle situazioni più buie. Questo è quello che ci auguriamo. Qualche minuto fa, occasione la più nitida della partita per quanto riguarda il Cagliari, con Gaetano che è andato a concludere con il suggerimento di Azzi su cross, ha tentato con il tocco di superare Vasquez, ma palla che è finita di poco fuori. E intanto pochi minuti or sono, gol annullato all'Empoli per fuorigioco. Aveva segnato la formazione il 3-0 per quanto riguarda questa partita grazie al colpo di testa poi ribattuto da Scuffetta ancora una volta in maniera non eccelsa, colpo di testa, se non andiamo male, di Solbakken, poi è arrivato sulla ribattuta forse il nuovo entrato Cacace, ma è stato fermato tutto per posizione irregolare di partenza per quanto riguarda l'interprete della squadra ospite. Ultimo cambio da parte di Nicola, che sceglie di dare nuova freschezza all'attacco. Fuori Piccoli e dentro Gianluca Lapadula, il
il giocatore numero 9 del Cagliari, che è chiamato a fare quello che gli riesce meglio, ovvero essere una spina nel fianco per tutte quelle difese che si trovano in situazioni di folle e di mischia. Sappiamo l'abilità che ha la Padula nel riuscire a fare a sportellate contro qualsiasi avversario, e ci auguriamo che in questo match, in questa finale di partita che gli rimane per incidere al posto di Piccoli, possa essere lui uno dei giocatori più importanti, o almeno uno di quelli che poi possa portare a un risultato più positivo della sconfitta. Ci si affida anche un po' all'esperienza in questa parte conclusiva, visto che è mancata un po' nel carattere la partita. Davvero si tendono ad accendere gli animi in questo Cagliari-Empoli nella fase finale, perché con l'arrivo della stanchezza anche il nervosismo la fa da padrona, e Pezzella, che abbiamo già commentato più volte a livello caratteriale, va a prendersela con Viola dopo aver subito fallo. Bisogna, se vogliamo zittirli, bisogna farlo sul campo, bisogna farlo con i gol, con il risultato, perché se continuiamo a battibeccare, continuiamo a cadere nelle provocazioni degli interpreti empolesi, si fa solo il loro gioco e si perdono momenti e concentrazione, che è fondamentale se si vuole cercare di rimettere in piedi un match così compromesso come quello che fino a questo momento sta vivendo il Cagliari. Parlavamo della domenica di Serie A, domenica che abbiamo detto inizia con Fiorentina-Lazio alle 12:30, ma continua alle 15 con Monza-Bologna, la sfida tra due compagini che si sono fatte valere nello scorso campionato. Bologna in un risultato storico, Monza ha continuato quella tranquillità che lo aveva contrassegnato nello scorso torneo. Bologna che non si trova in una grandissima situazione di campionato, visto che sta faticando molto, ha solamente 3 punti, 0 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta, mentre il Monza anch'essa senza vittoria, anch'esso a 3 punti, tutti appaiati alla stessa distanza, e questo sarà un match chiave per capire se il Bologna potrà ripetersi almeno parzialmente o se dovrà soccombere alla squadra del Monza, appunto. Noi siamo pronti per andare a collegarci con l'Unipol Domus, e lo facciamo come sempre attraverso la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Ma io dico, un tiro in porta dentro quel rettangolo che è delimitato dai pali, riusciamo a farlo. Anche adesso un tiro di Assi altissimo sulla traversa, veramente manchiamo in quelle che sono cose basilari a livello calcistico, cioè se non riusciamo a inquadrare lo sbriga della palla, ma se lo manchiamo in modo così netto, se andiamo così scordinati, diventa veramente complicato. Il Cagliari insiste ora generosamente, ma con poche idee, con poca tecnica, va a chiudere ora con grande fretta la retroguardia dell'Empoli, regalandoci una rimessa laterale in attacco. Vediamo se la sfruttiamo. Zappa la rimessa in gioco, la palla per Viola all'indietro per Mina che può controllare, va a sinistra per Luperto che va ancora a sinistra, dall'altra parte su Azzi che punta a Giasi, tenta di superarlo, ancora Azzi, va il cross, la palla è bassa, facile per il portiere, in bocca al portiere il pallone, che può andare senza che nessuno abbia aggredito il primo palo. 79 ora i minuti della partita, alla fine 2 gol da recuperare con il portiere Vasquez che porta il pallone a spasso e poi lo calcia lontano nel settore di sinistra, dove non scatta nemmeno in questo caso il giocatore numero 13 Cacace, va a spegnersi il pallone direttamente sul fondo, lo rimette in gioco Scuffetti dandolo a destra per Zappa che deve calciarlo avanti, c'è poco altro da pensare oggi. Il colpo di testa di Pavoletti, la palla verso la Padula, il colpo di testa in ribattuta, il recupero di Viola che tenta di farsi largo, ancora tiene il possesso di palla, lo tiene ancora Viola, lo dà poi a Mina per Luperto all'indietro. E sentite il rumore regionale del pubblico. Ancora il rilancio avanti nella zona in cui c'è Pavoletti, il colpo di testa, la palla recuperata, Pavoletti che sta perdendo tutti i duelli aerei con Ismaili, Pavoletti che protesta e viene ammonito. Calma, gli dice l'arbitro, Pavoletti insiste nell'arrabbiarsi, probabilmente ritiene aver subito più volte fallo in questi stacchi aerei. L'arbitro anche stavolta, e in effetti gli ha dato una collata che praticamente neanche a Monserrato sanno fare, più che Pauleso. È il modo in cui gli ha messo 2 mani
sulle spalle una spinta da Quartuccio a Villa Simios, l'arbitro che non ha fischiato neanche in questo caso. 81esimo minuto della partita, sempre punteggio di 2-0 e come sempre non siamo simpatici a questi uomini fosforescenti che vengono a dirigere la partita. Attenzione ancora il colpo di testa, stavolta sbaglia, in questo caso sbaglia Zortea, che è passato a sinistra, cambio di fascia tra Zortea e Azzi, le tenta tutte Nicola nella speranza di trovare una soluzione, è pronto, viola la battuta, calcia avanti cercando la Padula che stacca di testa, riesce a prolungare per Azzi che punta l'avversario, sposta il pallone all'indietro, zappa il cross, imbocca il portiere che va e prende facilmente la palla. 81 e 15, 2-0 dell'Empoli lì nello studio. Sentiamo anche dalla voce sconsolata del nostro Vittorio Sanna come la prestazione dei rossoblù non stia esattamente raggiungendo i livelli sperati. Davvero un Cagliari che deve rimboccarsi le maniche in questo finale se vuole almeno tentare di riaprire la partita, perché ormai con il passare del tempo sempre più inesorabile sono sempre meno le occasioni e bisogna essere più cinici davanti alla porta, non si riesce a tirare nei pali, all'interno dei pali difesi da Vasquez. L'unica occasione che ora come ora mi viene in mente è proprio quel tiro di cui abbiamo parlato di De Jola e rimane l'unico tentativo in direzione della porta da parte della squadra rossoblù. Vedremo come continuerà questa partita, però davvero sconsolato sicuramente anche il pubblico, perché all'ennesima giocata verso dietro, all'ennesimo temporeggiamento, all'ennesima poca voglia di andare a riprendersi il risultato, è normale che anche chi è andato allo stadio con tutti questi sacrifici, tra l'altro anche di venerdì sera, si lamenti dello spettacolo offerto, che fino a questo momento non è stato degno dell'impegno messo dai tifosi per calamitarsi allo stadio. Questo è una considerazione che è assolutamente da fare. Tra l'altro Empoli nuovamente pericoloso qualche minuto or sono, leggera la marcatura della difesa cagliaritana con il giocatore empolese che è andato facilmente a tiro che non è terminato neanche tanto lontano dai pali difesi da Scuffet, con una traiettoria che andava verso l'incrocio dei pali, quindi tanta pericolosità in questa occasione dell'Empoli, ma Cagliari che davvero corre la metà degli avversari. Sembra che sia l'Empoli che deve recuperare 2 gol di svantaggio. È davvero frustrante comunque assistere a un atteggiamento simile. Ci si aspetta decisamente di più da questa formazione e quello che stiamo vedendo oggi non ci può sicuramente lasciare felici e tranquilli, visto ciò che è stato messo in gioco in questo match valido per la quinta giornata di campionato, che andiamo a snocciolare in questo finale prima di andare a vivere il recupero tra qualche minuto, sperando di doverci interrompere per raccontare un gol del Cagliari. Intanto domenica si continua con una partita che a inizio campionato sarebbe stata probabilmente più incentrata verso un unico risultato, ma dopo queste prime giornate c'è tanto dubbio per il match tra Roma e Udinese, con la Roma che ha cambiato allenatore in settimana, l'esonero flash di De Rossi e l'arrivo altrettanto flash di Juric. Vedremo come hanno lasciato la situazione nella squadra giallorossa della capitale in un avvio di campionato che non è stato eccellente, ma che in tantissimi, la maggior parte, hanno considerato non sufficientemente negativo per portare a un esonero così presto, tra l'altro di una leggenda come De Rossi, che nella scorsa stagione è stato fondamentale per il finale del campionato proprio della Roma. Continuano i passaggi orizzontali o indietro del Cagliari, che in questo frangente non si sta davvero rendendo protagonista di una gara meritevole, continuando con un fraseggio spaventato a cercare una soluzione. L'Empoli chiopre bene il campo, ma non possiamo dipendere dalla prova avversaria per riuscire poi a mettere in gioco le nostre qualità, e vivere a discapito della brutta prestazione degli altri porterà assolutamente
veramente solo a un risultato. Ci scrive il nostro Luigi: Nicola capisce quali sono le caratteristiche dei giocatori che ha, o è meglio esonerarlo al più presto? Luigi, io non sono d'accordo con te, Luigi, anche perché l'esonero poi ti dovrebbe portare a un altro allenatore che chissà chi vai a prendere. Il mercato l'abbiamo appena fatto, è stato anche un mercato che ha contato dei nomi in prospettiva interessante. Abbiamo tenuto Marin, abbiamo preso un suo fedelissimo come Luperto, vedremo se effettivamente ne avrei ragione o meno. Intanto ci bisogna sperare che la rotta possa cambiare già a partire da questo match, perché finché il tempo non finisce ancora possibile tutto. Manca ancora il tempo decisivo, quello in cui molte partite sono state decise. Ci scrive anche Andrea: adesso passeremo una settimana discutendo dell'eventuale esonero di Nicola, non servirà a niente, dimostrerebbe solo confusione. Sono d'accordo con te, Andrea, sinceramente, perché più che altro non abbiamo alternative che poi possano essere valide. Cioè, ci si fosse qualche nome, qualche idea che già si è palesata, qualche soluzione semplice, potremmo andare subito a ricercare, ma per come sono stati messi in campo nelle altre partite il Cagliari ha giocato bene. È mancato proprio la convinzione dei giocatori, soprattutto oggi, nell'andare a cercare il risultato, perché oggi è l'esempio della partita peggiore fatta dalla squadra rossoblù fino a questa quinta giornata. Quindi bisogna che ci sia un cambio di rotta, un colpo forte, uno scossone che sia decisivo, perché continuando così non si può arrivare assolutamente lontani, contando anche, abbiamo già giocato 4 delle prime 5 gare tra le mura amiche, quindi arriveranno anche le trasferte che sappiamo essere molto più difficili per quanto riguarda la squadra rossoblù. Finiamo intanto la resoconto del campionato di Serie A che si giocherà in questo weekend. Domenica si conclude con il secondo grande big match della settimana, quello del derby di Milano tra Inter e Milan, due squadre che arrivano da situazioni diametralmente opposte. L'Inter, che tra l'altro è riuscito anche a conquistare un pareggio per 0-0 con il City nella nuova Champions League, mentre Milan che è uscito sconfitto dal confronto con il Liverpool, terminato il match per 1-3, con tra l'altro grandissima rabbia dei tifosi rossoneri per come è stata interpretata la partita della squadra appunto guidata quest'anno da Fonseca, almeno fino a questo momento, perché le voci sono sempre più insistenti di un possibile cambio. E poi si chiuderà questo quinto turno con il match di lunedì tra Atalanta e Como. Atalanta che anch'essa è stata impegnata in Champions League, è andata a sfidare l'Arsenal in uno dei match più difficili che sono previsti per la squadra bergamasca, con il pareggio di 0-0, che quindi ha portato un punto nelle fila della Dea, e questo è un risultato che sarebbe potuto essere anche diverso, visto che poi la squadra guidata da Gasperini ha fallito anche un calcio di rigore. Ma concentriamoci in questa parte finale solamente sul Cagliari e su quello che accade all'Unipol Domus, perché è sempre più decisivo il momento, ma il Cagliari che continua a non costruire grandi azioni offensive, grandi pericoli, grande voglia, grande cambiamento. Non c'è stato nulla di tutto ciò, e di conseguenza è normale che non si parli della partita, perché non c'era niente di nuovo da commentare. Non c'è stata una digressione solamente per il risultato, ma davvero c'è stato veramente poco nelle offensive della squadra di Nicola. Qualche secondo fa anche nervosismo dimostrato da Zortea, che è andato a battibeccare con il diretto avversario, e poi Empoli che ha deciso di giocarsela anche un po' di mestiere con Esposito, che ha avuto i crampi e si è accasciato a terra qualche minuto or sono. Un po' di mestiere, ma anche normale, perché manca veramente poco alla fine e l'Empoli non ha fatto neanche questo grande gioco di perdita di tempo durante il corso della partita, come abbiamo visto invece fare ad altre formazioni che abbiamo affrontato nel recente passato. Dentro gli ultimi due cambi per quanto riguarda l'Empoli, probabilmente uscirà proprio Sebastiano Esposito per far spazio a
a Pellegri e dentro De Sciglio, anche uno degli acquisti dell'estate empolese, che vedremo come interpreterà questa partita e prenderà De Sciglio il posto di Ghiasi. Questa la situazione quando ci apprestiamo a vivere il recupero, un recupero che andiamo a sentire attraverso la voce del nostro Vittorio Sanna. 5 minuti di recupero che partono in questo momento col tocco di Viola per Mina, la palla per Zappa che controlla, va verso Azzi che ha la palla sul piede, ritorna all'indietro, non è tornando all'indietro che possiamo segnare, bisogna chiarire a questo punto, non si gioca come i gamberi. Attenzione a Gaetano che poi ripropone in avanti, Zappa che riceve, va a cercare Azzi che ritorna all'indietro, anche lui, e ritorna all'indietro dando a Mina che può controllare, passaggio a Luperto, attaccato, il lancio avanti di Luperto a cercare la Padula, il colpo di testa ribattuta, il Empoli che esce fuori quasi facilmente, poi De Iola che esce palla al piede, c'è intervento in gioco pericoloso su di lui e calcio di punizione per il Cagliari col pallone che se lo passano nel frattempo i giocatori dell'Empoli per prendere tempo. 95 i minuti che si andranno a giocare, uno dei 5 minuti di recupero è già andato via, bisogna affrettarsi alla battuta se si vuole riuscire a pensare a un gol e poi al recupero. Parte Viola, parte il cross, la palla all'interno, la palla toccata, finisce in calcio d'angolo, angolo per il Cagliari che non ha mai preso un pallone di testa dentro l'area di rigore, speriamo che possa essere la volta buona. Va in questo caso Viola a battere, dalla sinistra il portiere, tutto pronto, Viola che sta per calciare all'interno dell'area, 91 minuti e mezzo, la rincorsa di Viola, parte il suo cross, basso, come quasi tutti i suoi angoli e i suoi calci di punizione, la palla è inseguita ancora da Zortea che va a cercare in questo caso Scuffet, escono i giocatori del Cagliari ma recuperano quelli dell'Empoli, attenzione all'inserimento, il passaggio per Pellegri dentro l'area, protegge il pallone, Pellegri il tentativo di tiro ribattuto e poi arriva De Iola che allontana, coglie in controtempo in questo caso Azzi, la palla recuperata quindi ancora dall'Empoli, ancora De Iola a recuperare, la palla ancora servita per l'avanzare del Cagliari con il controllo da parte di Azzi a sinistra nuovamente per De Iola che si è rialzato nel frattempo, la palla per Viola che cerca di entrare, ancora il pallone dentro, il passaggio per il controllo di Gaetano, cross basso, Pavoletti, il passaggio per la Padula, ribattuto, ancora il pallone per Zortea, nuovo cross, Pavoletti, il tiro, la parata del portiere, è andato con la pancia Gaetano a cercare di deviare la palla e poi intervento di Vasquez che è andato a sbattere sul palo, così almeno finge, quando siamo a 2 minuti e mezzo dalla fine. Vediamo se questi 2 minuti e mezzo da giocare rimarranno, ma sta di fatto che il Cagliari ha fallito il gol del 2-1, troppo lento la Padula dentro l'area e sul cross di Zortea Gaetano è andato con la coscia non trovando altro modo di spingere il pallone e il portiere Vasquez è arrivato sulla palla per neutralizzare. Rimessa con le mani da parte del Cagliari nel settore di sinistra, il pallone per Viola che cerca un varco, lo trova, la palla ancora in calcio d'angolo, nuovo angolo quando mancano 2 minuti alla fine, ancora Viola dalla bandierina, bisogna battere subito, chiama immediatamente la battuta, in questo caso Viola, parte il suo cross, la palla verso il secondo palo, Azzi che fa da sponda, la palla nel mucchio, la conquista Mina, il tiro di Zortea, la palla ribattuta, ancora il tiro di Gaetano, alto, come la maggior parte dei palloni scagliati quest'oggi dal Cagliari verso la porta. Sono rimasti 90 secondi da giocare, purtroppo le speranze passano col passare dei secondi, 2 gol da recuperare in 1 minuto e mezzo non è assolutamente poca cosa, ma soprattutto non vediamo un Cagliari che riesce a preoccupare più di tanto, è vero, anche questa occasione, ma la convinzione, la coordinazione, la lucidità, tutti i termini che quest'oggi non sono esistiti e sono stati smancati del tutto. Il Cagliari oggi ha fatto una pessima partita, veramente negativissima, pallone in fallo laterale, ha rimesso in gioco per il Cagliari, è rimasto ancora 1 minuto, vediamo un po' Zortea che guarda avanti e poi da dietro la palla, anche questo pensiero deve essere scacciato, retropassaggio ancora una volta a Scuffette, con la palla che Scuffette ora può scagliare avanti, calcia in questo momento nella zona di Luperto che prolunga le sue spalle, Pavoletti di sponda per Azzi che cerca un varco, il controllo di Azzi del duello con l'avversario, sempre Azzi, il cross, la palla deviata, finisce ancora in calcio d'angolo, 30 secondi da giocare, forse 1 minuto con i 30 che poi
sono stati dedicati al portiere Vasquez. C'è da battere subito l'angolo, c'è subito anche da segnare, però se vogliamo ancora sperare. Parte immediatamente Viola, il suo cross all'interno dell'area, ancora basso e ancora allontanato, li ha calciati tutti bassi e neanche sul primo palo. Ancora palla verso Azzi che si volta dentro, il pallone per Viola che deve trovare il cross, pallone che arriva a Pavoletti che si volta, Pavoletti, il tiro ribattuto e poi il portiere Vasquez che riesce a catturare. E finisce qui la storia del signor Bonaventura. L'arbitro fischia, vediamo il calcio di punizione, mi pare di capire, non ancora alla fine della partita, ma virtualmente la partita finisce con questa parata, o forse è già finita. L'arbitro si è fischiato 3 volte da solo, forse. Sì, si è fischiato da solo e poi va a fischiare 3 volte in modo più nitido. L'Empoli batte il Cagliari per 2-0 e non la prendono bene, chiaramente all'Unipol Domus, perché stavolta non c'è stata crescita, non c'è stata squadra, non c'è stata partita. Bruttissimo Cagliari, quello che perde quest'oggi 2-0. Deludentissimo il risultato e la prestazione in questa sfida dell'Unipol Domus, valevole per la quinta giornata, 2-0, quindi risultato finale tra Cagliari e Empoli, con l'Empoli che porta via i 3 punti dall'Unipol Domus. Continua la tradizione di non vittorie del Cagliari in casa con l'Empoli, ma soprattutto continua a non arrivare la vittoria in questa prima parte di campionato, ed è una prestazione che va cancellata totalmente con la cancellina, e bisogna rimettere e riscrivere di nuovo questa squadra tra 10 giorni, quando in trasferta si andrà a affrontare il Parma. Eh sì, sto andando a vedere un po' cosa succede al centro del campo, perché è stato Nicola a chiamare tutti i giocatori invitando le telecamere ad allontanarsi. C'è anche Pulli ad ascoltare anche stavolta, cioè vi chiedo veramente, a parte che se aggiungiamo qualsiasi tipo di desinenza andiamo a diventare scurrili, anche con il gol, capito? Puligol non è molto bello, non è il massimo di Puligol. Niente, ascolta anche lui quello che sta dicendo e alla fine si esce dal gruppo andando verso la curva nord in modo mesto. Invece di andare in modo mesto verso la curva bisogna andare un po' decisi sul pallone. Guardano tutti in avanti con la Padula e Pavoletti che abbracciano Nicola, che applaude la curva, e vanno a prendersi praticamente i coni contro. Andate a lavorare, se li prendono tutti. Testa alta, fa parte di un rito, ma io mi chiedo, non è questo il momento in cui fare il mea culpa. Io non sono mai stato per confessioni e atti di dolore. Io sono per comportati bene e evita di doversi confessare. Secondo me il Cagliari deve comportarsi bene e non si deve confessare. Assolutamente così. Allora noi siamo in chiusura, ringraziamo Vittorio Sanna per essere qui, diamo appuntamento a lunedì prossimo, non questo che viene, quello ancora dopo il 30, per il match contro il Parma. Vittorio, grazie Andrea, grazie a tutti, buona serata malgrado tutto, buon weekend malgrado tutto. Assolutamente così. Ringraziamo Vittorio Sanna per essere stato con noi. Io vi do appuntamento, come già detto, a lunedì alle 20:30 circa per il prepartita tra Parma e Cagliari, sperando di poter assistere a un risultato decisamente più positivo di quello visto oggi contro l'Empoli. Io sono Andrea Sanna, questo è A Suon di Gol e rimaniamo sempre su Radio Super Sound, la radio che l'accendi ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante Brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura,
Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di